Signore e signori, buonasera a tutte e a tutti voi, benvenuti al Centro Congressi Fiera di Padova. Ancora una volta invito chi è ancora in piedi a prendere posto perché stiamo iniziando l'assemblea pubblica. Cortesemente, un momento d'attenzione per favore, grazie. Devo dire che la vostra presenza così numerosa e coinvolgente non fa che sottolineare e testimoniare il fatto che ci troviamo a vivere un momento che non ho remore nel definire storico per il tessuto economico, imprenditoriale e sociale del territorio, ma anche per quello che questa realtà rappresenta per il Veneto e per l'Italia. E allora vogliamo iniziarlo nel modo che riteniamo più consono, più solenne, ma anche emozionante, grazie all'intensità della voce di uno straordinario tenore che oggi ci regalerà la sua interpretazione dell'Inno d'Italia. Lo ascolteremo nella versione originale, composta da Michele Novaro nel 1847 a Torino, una versione più solenne. L'invito è a seguire la gestualità del tenore che sta per salire qua, sarà lui stesso a spiegarvi il motivo. E allora, ambasciatore dell'opera lirica italiana nel mondo, signore e signori, l'Inno d'Italia interpretato da Francesco Grollo. Buonasera, vedo tanti amici e volevo soltanto dire due parole su questo inno. È l'inno nella versione originale che si differenzia di poco da quella che sentiamo sempre. Il nostro inno è un grande inno, solenne, e l'autore Michele Novaro scrive fin dall'inizio con molta energia. Perciò io vorrei farne un inno corale con voi, cantarlo insieme con voi, che sia il canto degli italiani, come il vero titolo del nostro inno nazionale. La prima parte con molta energia, la seconda un po' più piano, un po' più sommessa. Vi guiderò un po' io per raggiungere il finale con questo sì che deve essere potente e forte quanto tutta la nostra unione. Fratelli d'Italia, l'Italia se testa dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria ne porga la chioma e schiava di Roma. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, nell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria ne porga la chioma, che schiava di Roma Iddio la creò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Bravi! Questo è il nostro inno, il canto degli italiani. Grazie. Visione, tensione ideale e impegno sono da sempre gli elementi indispensabili per qualsiasi cambiamento.
Oggi parliamo di un progetto che all'inizio era solo un sogno. Per realizzarlo abbiamo tenuto conto delle nostre diverse identità. Abbiamo affrontato insieme le sfide e le prove che il mondo ogni giorno ci impone. Non abbiamo mai smesso di crederci. Noi, industriali che amiamo il nostro territorio, uniamo le nostre forze per dare vita a una organizzazione capace di misurarsi con il mondo che cambia. Oggi nasce Confindustria Veneto Est, area metropolitana di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso. Con un atto associativo che è allo stesso tempo di coraggio e di visione. Una visione alimentata dalla cultura di impresa diffusa nel territorio e un coraggio, quello imprenditoriale, che da secoli caratterizza i veneti nel mondo. Noi siamo le imprenditrici e gli imprenditori di Confindustria Veneto Est. Consapevoli del passato, forti del presente, proiettati nel futuro. Buonasera dal direttore di Classi NBC Andrea Cabrini. Buonasera da Roberta Floris del TG5 e buonasera a tutti, grazie. Grazie per essere così numerosi e devo dire c'è un'atmosfera particolarmente coinvolgente a testimonianza del fatto che stiamo vivendo davvero un momento storico frutto della vostra capacità di unirvi, fare squadra, rendervi più forti nell'affrontare le sfide, alcune delle quali peraltro inimmaginabili nel momento in cui tutto questo è nato, è stato ragionato, è stato avviato 3 anni fa, è così. Assolutamente, la nascita di Confindustria Veneto Est è un passaggio storico per le imprese, per questo territorio, ma sapete che quello che accade qui a Nord-Est ha un impatto anche su tutto il Paese. Perché da quando si sono sperimentate le filiere delle piccole e medie industrie, la capacità di innovare, la conquista dei mercati internazionali con l'export anche nei momenti più duri degli ultimi 3 anni, questo modello è sempre stato una guida per il Paese. Lo è anche oggi con quello che sta accadendo, tant'è che avremo tra poco il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avremo il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi in chiusura, ma anche il consigliere delegato di Intesa Carlo Messina, avremo il Professor Fortis e i sindaci del territorio insieme al Governatore Zaia. Ecco, questa giornata rappresenta, l'ho detto prima durante la riunione privata, certamente un punto d'arrivo perché sapete voi più di me quanto impegno, quanti incontri, confronti, anche scontri, ma soprattutto quanto coraggio e ambizione siano stati necessari per arrivare fino a quest'ultimo traguardo. Un punto di partenza perché le sfide che da oggi affronterete, come dicevo prima, vi troveranno uniti, quindi più forti e preparati ad affrontarle, ma è anche un'occasione per mettere insieme appunto nuove strategie di sviluppo economico, imprenditoriale e sociale che possono rappresentare un modello per l'Italia. Allora vogliamo parlare di tutto questo con coloro che hanno guidato insomma, questo percorso e allora chiamiamo i presidenti. Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Veneto Centro, Imprenditori Padova Treviso e Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia, Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. Eccoci qua, io direi di metterci comodi, prendiamo posto. Buonasera a voi. Allora, dunque, il direttore giustamente ha anticipato che tra poco salirà sul palco anche il Presidente di Confindustria Bonomi, Presidente che in occasione della presentazione del testo della manovra finanziaria ha sottolineato una volta e in più la necessità per il Paese di adottare strategie a medio e lungo termine. In questo caso voi con l'aggregazione del mondo industriale, dei territori e il coinvolgimento delle città state dando prova evidentemente di lungimiranza e rispondendo a una necessità che i territori, le regioni, il Paese hanno. Allora io vi chiedo quali sono i pilastri, qual è la visione sulla quale trova fondamento il vostro progetto d'aggregazione tra gli industriali di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso. Inizierei da lei, Presidente Destro. Grazie.
ma prima di rispondere alla sua domanda io vorrei salutare tutti gli ospiti, le autorità civili e militari qui presenti. Questo è un momento importante. L'assemblea che ha preceduto, l'assemblea privata, ha approvato il percorso nato già nel 2018, quando nacque Padova e Treviso, e Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco iniziarono questo percorso, portato avanti poi in maniera intelligente da tutto il Consiglio Generale, il Consiglio Presidenza della mia associazione. E c'è stata un'approvazione all'unanimità e questo io penso che sia un passo importante per tutto il nostro territorio e per il mondo di Confindustria. Quindi grazie a tutti gli ospiti per essere qui con noi in questo particolare e importante momento della nostra associazione. Grazie di cuore. Qual è stata la visione? Diceva, parto alto, perché organismi internazionali, faccio riferimento all'OCSE, vede in pochi anni che il 60% della popolazione abiterà in aree e città grandi con logiche metropolitane. E allo stesso tempo l'Eurostat vede in Europa diverse di queste aree, in Italia ne vede 8 aree metropolitane, in Veneto di queste 8 non ce n'è nessuna. Ricordo, perché è importante, poi ci aiuterà nel ragionamento dopo, che queste aree non sono esclusivamente delle città, ma sono anche delle aree vaste, policentriche, che però con un disegno ben preciso. Ce n'è una in Germania importante, la Rhein-Ruhr, ce n'è una importante in Olanda, la Randstad, che vanno oltre appunto i confini amministrativi, ma ce n'è una, per dire anche l'importanza grande, Lille, città metropolitana, che va oltre addirittura non solo i confini amministrativi, ma va oltre i confini nazionali, perché si trova addirittura tra la Francia e il Belgio. Bene, questo per far capire quali sono i megatrend, e quindi la visione è quella che questi grandi agglomerati urbani saranno delle vere e proprie calamite che attrarranno capitali umani, capitali finanziari, ricerca, innovazione, cultura, più di altri. E quindi io penso che sia compito nostro, compito di noi imprenditori, della classe politica, della classe sociale di questo territorio, provare a dare una risposta, provare ad immaginare qualcosa di diverso che non c'è stato fino ad oggi. Mi piace ricordare l'esempio, ma perché questo fine settimana sono andato a visitare la mostra del futurismo che è qui a Padova. Mi piace immaginare quello che fece Antonio Sant'Elia, che immaginava già nei primi Novecento una città nuova, una nuova visione di città. Ecco, io penso che dovremmo un po' immedesimarci in quello e cercare di ragionare su una nuova visione di area vasta, di area metropolitana, che cerchi di mettere insieme le grandi, belle cose che abbiamo a livello anche storico, con però le esigenze di un mondo che sta cambiando. E prima di tutti chiaramente penso alla mobilità, una mobilità che deve essere diversa, più sostenibile. Penso mettere insieme le dinamiche nuove che il mondo del lavoro chiama con le dinamiche nuove che il mondo di abitare chiama. E questo penso ce l'abbia anche insegnato bene la pandemia, dove secondo me i sistemi che hanno retto di più sono sistemi che hanno una visione verticista della parte, diciamo, più produttiva e più che riguarda l'orizzontale, la parte abitativa, diffusa, che guarda in maniera orizzontale. Ecco, io penso che sia stata questa l'origine dei nostri pensieri, sia questo il punto di partenza sul quale gli imprenditori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo
abbiano iniziato il loro percorso. Questa è stata la volontà e su questa, torno a dire, oggi iniziamo. Il percorso è ancora lungo e torno a dire, speriamo questo percorso di non farlo da soli, ma di farli con tutti gli stakeholder del nostro territorio. Presidente Marinese, è stato un percorso associativo molto condiviso, molto partecipato, che ha portato poi al risultato di poco fa, un voto unanime verso questa nuova entità associativa, cosa che in passato non era riuscita, anche quando era stata immaginata non ci si era riusciti. Cosa ha fatto la differenza e qual è la sua visione oggi di questa nuova realtà? Ma la differenza l'ha fatta essenzialmente due elementi. Il primo è che i tempi cambiano e che magari le idee buone non è detto che siano buone se non sono attuali, e adesso è diventata un'idea attuale. La seconda è che il mercato è cambiato. Abbiamo sempre sostenuto che il piccolo è bello. Talvolta invece poi ci siamo domandati, ma veramente il piccolo è bello o è grande, essere grandi è meglio? Noi viviamo e ci contaminiamo tutti i giorni all'interno di questa grande metropoli. Ci sono strade che sono divise addirittura da una città metropolitana e da provincia di Padova, perciò da una parte all'altra cambiamo completamente prefisso addirittura. Mogliano Veneto, lo cito sempre, è provincia di Treviso, ma come prefisso a 041. Noi siamo metropolitani, a tutti gli effetti. Il tema è sentirsi, è contaminarci e aggregare la nostra grande capacità industriale, perché abbiamo i distretti, perché abbiamo una connotazione industriale molto simile tra distretti, filieri, delle specializzazioni, le aziende collaborano tra di loro, si raggruppano, partecipano a progetti di internazionalizzazione, anche i numeri sono molto simili. Quest'anno abbiamo capitalizzato più di 32 miliardi di euro, bene o male sono suddivisi tra i quattro territori, tra l'area metropolitana. E l'idea di una competizione, e poi con il sentir comune, quando si va in giro e dice dove vieni? Vengo da Venezia, o near Venice, no? È il nostro, è il brand. Però dall'altra parte Venezia ha bisogno di scrollarsi di quel tessuto, oppure di quella nomea del turismo, che vive solo di turismo, e perciò questa aggregazione gli dà la possibilità di rafforzare un progetto, un processo industriale. Perciò i tempi cambiano, io sono felice che i tempi cambino, dobbiamo imparare a progettare e a condividere. Se noi iniziamo a progettare e a condividere, poi alla fine costruiamo. Presidente Destro, progettare e condividere in un momento anche speciale. Sappiamo che questa associazione rappresenta la forza delle vostre imprese in una congiuntura che non è facile, ne parleremo anche tra poco. In questo contesto, come realizzare la visione che ci avete appena presentato? Quali sono gli interventi concreti che voi vi accingete a fare o a chiedere? Io penso che un soggetto che nasce deve avere innanzitutto in mente 4 grandi infrastrutture, e parlo delle infrastrutture materiali, delle infrastrutture digitali materiali, delle infrastrutture culturali ed infine le infrastrutture che sono rappresentate, diciamo, dal know-how e del sapere. Parto dalle infrastrutture materiali. Noi nel nostro territorio dobbiamo pensare di raggiungere sia a livello di persone che a livello di merci le nostre destinazioni. Le nostre aziende sono inserite in filiere globali e quindi dobbiamo dare la possibilità di raggiungere più velocemente possibile le destinazioni finali. E quindi io penso che le infrastrutture che portano fuori da questo territorio devono essere assolutamente efficienti, efficaci. Abbiamo degli asset formidabili, penso all'aeroporto di Venezia, all'aeroporto di Treviso. Tra poco avremmo la presentazione del master plan di Venezia e di Treviso e quindi capire dove vuole andare. Abbiamo un porto di Venezia e un interporto di Padova che sono dei gioielli e dovranno, secondo me, andare nella direzione di collaborare sempre di più e di rendere, torno a dire, sempre più efficiente il percorso dello spostamento delle merci e dei passeggeri. Abbiamo poi il problema di muoverci all'interno del nostro perimetro. Per muoverci all'interno del nostro perimetro penso sia una di quelle appeal che i giovani e le persone che vengono fuori
abbiano in testa per prima. Io penso che questo territorio possa e deve andare nella direzione di avere una mobilità veloce. Penso ad esempio a una metropolitana di superficie. La progettualità nasce 30 anni fa, ma ancora ad oggi è totalmente moderna e totalmente valida. Penso a una mobilità con un titolo di viaggio unico che porti a fare in modo che le persone che vivono a Padova vadano a lavorare a Treviso e poi alla sera vadano a cenare a Venezia e poi possono tornare a Padova velocemente, con mezzi di trasporto, con l'ultimo miglio che va coperto, con il MAS, quindi con Mobility as a Service, e quindi essere in questo senso innovativi e veloci per raggiungere, torno a dire, più velocemente le parti che devono essere ben integrate tra mondo personale e mondo, diciamo, lavorativo. Penso anche chiaramente a quelle che sono le infrastrutture esistenti, penso alla Pedemontana, grande progetto in fase di terminazione che darà un grande plus al termine mobilità, che dovrà vedere poi un pettine che va verso i territori che devono essere ben integrati. Questo per quanto riguarda la parte di infrastrutture materiali. La parte di infrastrutture materiali, io penso che dobbiamo essere sempre di più collegati e quindi la parte digitale deve essere un asset fondamentale. Non è possibile che alcune aziende del nostro territorio non siano ancora collegate con la fibra ottica. Dobbiamo essere collegati con la fibra ottica in maniera efficiente, perché senza le dinamiche che ci portano ad essere collegati col mondo sarà poi difficile. Infrastruttura del sapere, della scuola fondamentale, il mismatch tra scuola e lavoro è fondamentale, coprirlo. Abbiamo fatto molto, dovremmo ancora far molto. Abbiamo delle università, degli ITS, delle scuole superiori fantastiche in questo territorio. Dobbiamo avvicinare il mondo del sapere al mondo del lavoro. Grazie Presidente. Adesso mi rivolgo a lei, Presidente Marinese, a proposito degli interventi necessari per dare concreta attuazione al vostro progetto. Quanto può fare la vostra nuova realtà, quanto la Confindustria nel suo complesso, quanto il Governo, ma anche quanto l'Unione Europea, alla quale avete sollecitato tutti gli imprenditori europei un'azione tempestiva sui problemi più urgenti? Quali sono quelli del vostro territorio? Ma guardi, nel nostro territorio noi siamo semplici, chiediamo di mettere l'impresa al centro, chiediamo molta meno burocrazia, siamo massacrati dalla burocrazia. E peraltro il problema che poi riscontriamo con il PNRR è un problema che ci sta massacrando, perché nella sfiducia generale si alimentano regole, le regole su regole. Dall'altra parte chiediamo di non essere definiti eroi, ma di essere, perciò non vogliamo essere venerati, ma di essere rispettati, perché noi siamo persone per bene. Noi ci svegliamo la mattina, lavoriamo, siamo contro l'evasione, odiamo chi non rispetta le regole, siamo abituati a rispettare le regole, applichiamo i contratti nazionali del lavoro, e perciò qualcuno che magari dice che non applicavamo i contratti nazionali del lavoro magari faceva qualcos'altro. Quel qualcuno che diceva che non applicavamo noi i contratti nazionali del lavoro col salario minimo, mi piacerebbe capire, nel momento in cui è stato lanciato il reddito di cittadinanza, in un movimento che è cresciuto, quanti navigator o centri per l'impiego hanno chiamato per assumere le persone che hanno contribuito a far crescere il loro movimento? Siamo persone che mettono insieme il pranzo con la cena, che marcano il mercato, che vanno in giro, che internazionalizzano, che viaggiano con la valigia, che vivono l'azienda come se fosse pelle propria. Noi chiediamo semplicità. Non chiediamo più di anteporre l'ideologia alla praticità e non chiediamo neanche, dall'altra parte, di non essere coerenti. Noi nel 2021 abbiamo superato una fase post-pandemica molto rilevante, nel 2021 siamo cresciuti più della media europea,
nel 2021 il sistema produttivo italiano ha generato un eccesso di cassa per i bilanci dello Stato di 50 miliardi di euro. Quei 50 miliardi di euro sono serviti anche a ridurre il debito pubblico. Chiediamo di poter lavorare, chiediamo, se presentiamo un progetto che per la zona economica speciale, questo progetto, anziché aspettare 3 anni che venga emanato in tempi veloci perché lo facciamo per il territorio, per lo sviluppo del territorio. Un imprenditore, guardi, glielo dico per esperienza, ma qualsiasi imprenditore, piccolo, medio, grande, non è egoista, è altruista. Io nel periodo della pandemia siamo stati additati come dei licenziatori. Io quando parlo con i miei colleghi dicono sempre, tanti dipendenti, non ce n'è uno in questa sala che non vorrebbe assumere, non ce n'è uno in questa sala che non vorrebbe aprire il proprio mercato. Perciò siamo banalmente dei lavoratori e siamo preoccupati della tenuta sociale, di chi invoca le piazze, di chi chiama le piazze, non ce lo possiamo permettere. Ecco chi siamo, persone semplici. Presidente Destro, Marinese ha citato temi che sono anche temi nazionali, sono temi su cui il governo sta lavorando con la manovra. Uno di questi è il tema dell'emergenza energetica, delle bollette che stanno mettendo fuori mercato o comunque stanno minacciando la competitività delle nostre imprese. Le chiedo da questo punto di vista, anche guardando al vostro territorio, alle opportunità di una transizione che deve accelerare, lo abbiamo capito, indipendenza energetica, sicurezza degli approvvigionamenti, prezzi che non possono essere pazzi e volatili in questo modo. Come vede anche le opportunità che la vostra realtà può cogliere in questo settore? Sul tema energetico il problema è ancora enorme. Ci sono aziende nel nostro territorio che non sono ancora in grado di chiudere i contratti dell'energia e del gas. Questo è un problema enorme che rende le aziende meno competitive nel mondo. Aree del mondo che non hanno questo problema chiaramente mangiano fette di mercato alle nostre aziende. Quindi il tema energetico rimane un problema fondamentale per le nostre aziende. Chiaro che noi siamo capaci di rimboccarci le maniche e cercare di trovare delle soluzioni anche al nostro interno. Faccio riferimento chiaramente a quanti stanno investendo in fonti rinnovabili all'interno delle proprie aziende, faccio riferimento alle comunità energetiche, abbiamo appena dato il via a un esempio, un prototipo di comunità energetica nella zona trevigiana, una bella partnership tra il pubblico e il privato. Faccio riferimento all'Hydrogen Valley che grazie anche al supporto della Regione andrà a installarsi a Marghera e la stessa potrà essere replicata nelle diverse aree del nostro territorio. Ecco, io penso che ci debba essere un lavoro di nuovo da fare in squadra perché il problema è sicuramente enorme. Ecco, le sfide energetiche, Presidente Marinese, adesso mi rivolgo a lei, le sfide energetiche delle quali stavate parlando adesso sono sfide che arrivano da periodi piuttosto complessi che abbiamo vissuto, ne avete fatto riferimento innanzitutto anche alla pandemia. La sensazione è che si sia lasciato tutto alle spalle, in realtà così non è né da un punto di vista sanitario, anche se ci troviamo in tutt'altra situazione rispetto a 2 anni fa, ma anche dal punto di vista economico, stiamo ancora pagando i conti. Stiamo pagando i conti e ci stiamo facendo, ho l'impressione, annebbiare dai grandi risultati di crescita del PIL. Perché siamo ritornati nella fase post-pandemica dal punto di vista del PIL, ma abbiamo delle criticità enormi. Per esempio abbiamo 250 miliardi di euro di debiti in più da ristrutturare. In 30 anni il PNRR, 226 miliardi, sarà restituito in 30 anni, di cui una buona parte a fondo perduto. Il sistema produttivo italiano, per sopperire al lockdown e a tutti quei riflessi negativi, si è indebitato le piccole e medie imprese per circa 200 miliardi e le grandi 50 miliardi. 200 miliardi da restituire in 8 anni, 30 contro 8, non c'è proporzione. Adesso nel 2023 e nel 2024 inizieranno a scaricarsi a terra le quote i piani di ammortamento, cioè significa che inizieremo a restituire il capitale e non la parte degli oneri finanziari. Questo preoccupa il sistema bancario, ovviamente, perché la capacità di restituzione è un tema.
abbinato ai costi dell'energia, agli aumenti della materia prima, che è da 1 anno e mezzo che diciamo che sarebbero aumentati le materie prime e che addirittura non c'erano, e da 2 anni che dicevamo che i noli aumentavano e che avrebbero compromesso in maniera ineludibile e inequivocabile l'export. Perciò la fase pre-pandemica, post-pandemica la dobbiamo assorbire. In economia i riflessi positivi e negativi non ce li hai nel breve, ce li hai sempre nel medio e lungo termine. Hai un effetto che si chiama rimbalzo. Ecco, noi dobbiamo iniziare a capire questo rimbalzo che abbiamo avuto e all'altra parte stabilizzarlo. Come? Con l'Europa, allungando i piani di ammortamento, dando la possibilità di restituire i finanziamenti nel medio e lungo termine, in modo tale che così anche le banche riescano a sostenere più il sistema produttivo, pagarci un po' meglio, fidarci un po' più di noi, avere un sistema normativo che ci agevola, un sistema normativo che non cambia ogni 3 minuti e perciò che dà instabilità, avendo un processo di giustizia molto più veloce, perché, come dice il ministro Nordio, questa è la nostra nazione vive sul credito, mettere un insieme di fattori a comune che si chiama essenzialmente in 2 modi: politica industriale. Politica industriale guardando le vulnerabilità, valutando quelle che sono le potenzialità e cercando di scaricare a terra quelli che sono gli aspetti positivi e negativi, con una pianificazione che non può essere di legislatura, che non può essere frutto di un compromesso di coalizione, ma deve essere di visione. Leopoldo Destro, quello che Marinese ci ricordava, questi 3 anni così difficili di discontinuità, centro il valore dei corpi intermedi che alcuni davano già per liquidati, un oggetto che faceva soltanto storia. In realtà anche la rappresentanza industriale, imprenditoriale è tornata al centro, e quello che succede oggi è una novità molto significativa, sia a livello di quello che questa integrazione potrà dire sul territorio, sia per quanto è il suo messaggio nazionale, anche all'interno del sistema di Confindustria. Come vede questi 2 aspetti guardando al futuro? Guardi, sono partito alto con, diciamo, i megatrend e di quello che sta succedendo nel mondo, perché, torno a dire, noi dobbiamo cercare di dare delle risposte e avere una reazione a questo. Ma l'obiettivo primo della nascita di questa associazione è dare supporto, servizio ancora più forte ai nostri associati. Fare in modo che noi come Confindustria Veneto Est, dare supporto a quelle che sono le transizioni che arriveranno avanti, e quindi la transizione ovviamente ecologica, la transizione tecnologica, la transizione finanziaria anche. E questa è una valenza importante per la nostra neonata. Chiaramente tutto questo cercando di non dimenticare mai nessuno, e quindi essere bravi a mettere anche in filiera i piccoli, i medi con i grandi che trascinano, perché la ricchezza di questo territorio è anche la piccola e media azienda, che noi dovremo avere l'obiettivo di farla crescere o di inserirla in filiere nobili guidata dalla grande azienda. Noi chiaramente, questa è un'associazione che nasce con lo spirito di essere inclusivo, aperti, di voler lavorare con il sistema, e quindi è chiaro che Confindustria Veneto rappresenta la nostra, diciamo, la nostra prima interfaccia locale. Con le altre confindustrie locali ovviamente ci sono tante progettualità che dovremmo portare avanti. A livello nazionale noi vogliamo e possiamo portare il nostro contributo per la crescita del nostro Paese. Il dialogo deve essere proficuo, forte, ma mi lasci dire, bisogna avere anche una visione che va oltre il nostro Paese, quindi una visione anche che si aggancia all'Europa, perché è là che avvengono le decisioni importanti per il futuro, quindi un link forte anche con l'Europa per dare una visione ampia alle nostre aziende e al nostro territorio. Presidente Marinese, mi ricollego a quello che stava appena dicendo pochi istanti fa il Presidente Destro. Questa è certamente un'occasione per tracciare la strada per il futuro, un futuro che vi porta a ricoprire un ruolo strategico a livello nazionale, certo, ma anche a livello europeo e internazionale. Siamo forti, siamo grandi e siamo anche bravi. Io dico sempre che Made in Italy significa fatto bene, Made in Veneto significa fatto meglio, e perciò lo facciamo meglio degli altri.
L'Europa rientra cioè è parte integrante della nostra vita. Anche le prossime elezioni europee non possiamo prenderle sotto gamba, magari sono state percepite come un'elezione di Serie B, e invece è diventata un'elezione della Champions League, perché lo vediamo sulle politiche energetiche, sulle politiche pandemiche, sulle politiche economiche, sulle politiche del credito, sulle politiche di accantonamento, Basilea, che influenzano tutta la nostra vita, sulle politiche della tutela del made in. È una realtà come la nostra, insieme a Confindustria, non può esimersi dal guardare questa realtà, anche perché le grandi aziende e i grandi centri di potere di lobby, perché qui in Italia lobby è una brutta parola, e in Europa il lobby te la mettono anche dentro il taxi, perciò noi dobbiamo vivere di lobby, e la lobby si fa attraverso la rappresentazione lecita di un interesse specifico per tutelare le proprie filiere. Per tutelare le proprie filiere, le proprie peculiarità, per far sì che il cittadino italiano, veneto, veda nell'Europa una forma di riconoscimento non soltanto di Stato, ma socio-economico, sociale, perché noi ci occupiamo non solo di problemi economici, siamo stati tra i primi a denunciare che c'era un problema demografico. Noi qui abbiamo un problema demografico grande quanto una casa. Le politiche europee, anche e soprattutto per gli aiuti di Stato, hanno una diretta influenza su ciò che noi andremo a fare, sulle imprese, che cosa vorranno fare, anche dal punto di vista della formazione. Perciò l'Europa diventa fondamentale, l'internazionalizzazione diventa altrettanto straordinario come vocazione, perché noi esportiamo circa il 40% su 55 miliardi di euro, no, ho sbagliato, 86 miliardi di euro di PIL, sono ancora fermo a Venezia, scusate, 86 miliardi di euro di PIL, noi esportiamo 32 miliardi e mezzo di prodotti. E noi dobbiamo crescere anche attraverso una progettualità. Noi ci dobbiamo mettere il nostro, nella tenuta sociale, noi ci mettiamo il nostro, la politica ci ascolta e ci aiuta e ci mette in condizione di lavorare al meglio, e i cittadini crescono insieme a noi, innalzando un valore. Il valore io lo definisco soltanto in un modo, il successo. E il successo è semplice, fare ciò che piace. Allora accompagniamo con un applauso e ringraziamo i presidenti. Dovete fare per costruire il futuro dell'Italia, per dare un futuro anche ai giovani, a proposito di problemi demografici, perché insomma coltivino la loro vita nei nostri territori. Ora è arrivato un momento di un atto molto speciale, perché i presidenti, che insieme alla loro squadra e i dirigenti hanno fatto tutto questo percorso che ha portato alla importante e assolutamente nuova decisione di oggi, manca l'atto della firma. E così, allora adesso, Roberta, ci prepariamo proprio alla firma. Esattamente, ci alziamo in piedi e invitiamo naturalmente i presidenti a rimanere qui sul palco, e allora iniziamo a chiamare i direttori Giampiero Menegazzo e Giuseppe Milan qui sul palco. Li possiamo accogliere anche con un applauso. Invitiamo i past president Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco. Poi Gian Michele Gambato e Matteo Zoppas, che con Vincenzo Marinese hanno avviato il percorso di integrazione nel 2018, il vicepresidente di Confindustria Alberto Marenghi, i componenti della commissione paritetica Gigliola Arreghini, Claudio Denadai, Enrico Del Sole, Luca Fabbri, Roberto Gasparetto, Francesco Nalini, Alessandro Vardanega, Mauro Zennaro. Vardanega. Ho sentito rumori, avete ragione, Vardanega, mi scuso. E poi il notaio Maurizio Bianconi. Ci siamo tutti, stanno arrivando. E adesso questo è il momento che insomma si è atteso per tanti anni, che premia gli sforzi, che premia l'impegno, la capacità veramente di mettersi insieme, di ragionare, di confrontarsi, anche di scontrarsi, ma di arrivare fino a questo punto. Allora, forse manca l'atto da firmare. Eccoci qua.
Atto e penne. Prego. E l'atto veramente, come dire, che decreta ufficialmente la nascita di Confindustria Veneto Est, area metropolitana Venezia, Padova, Rovigo, Treviso. È un momento solenne, con l'applauso, la stretta di mano. E l'abbraccio. Allora, io non so se vogliate fare una foto tutti insieme, ecco, anche con i direttori per... Adesso la firma dei direttori. Ci siamo, l'atto formale è compiuto. Congratulazioni. Congratulazioni, adesso vi invito a riprendere posto in platea, proseguiamo con la serata. Insomma, abbiamo parlato veramente delle sfide che voi imprenditori dovete affrontare, che tutti noi dobbiamo affrontare, compresi le famiglie, sfide che riguardano l'energia tra approvvigionamenti e costi. Tanti imprenditori stanno lottando per mantenere aperte le loro aziende, alcune storiche, alcune energivore, che quindi hanno difficoltà maggiori, e non sono poche quando poi si devono fare i conti con bollette che sono molto più alte del passato. Si è passato dagli 8 miliardi del 2019 ai 110 previsti per quest'anno. Un discorso che riguarda, dicevamo, imprenditori e famiglie. La Fondazione Edison si concentra sullo studio di aspetti socio-economici, culturali e civili che riguardano proprio i sistemi produttivi locali, con particolare attenzione ai rapporti tra piccole e grandi imprese, comunità e sviluppo del territorio, anche in relazione ai fenomeni di internazionalizzazione. Allora, invito qui sul palco, lì al podio, Marco Fortis, direttore e vicepresidente della Fondazione Edison. Lo accogliamo con un applauso. Al quale cedo, buonasera, prego prenda pure il posto, cedo la parola per un'analisi. Grazie, è un piacere veramente essere qui, buonasera a tutti, anche perché questa aggregazione che commentate oggi, l'entusiasmo che avete messo in questa aggregazione è un percorso che parte da lontano, e io vorrei oggi presentarvi qualche numero di economia reale che sta dietro questo vostro entusiasmo, pur concentrandomi solo principalmente sugli aspetti industriali, non anche quelli dei servizi, dell'agricoltura, che pure sono coinvolti. Perché questo intervento si intitola Un nuovo triangolo? Perché si è parlato di aree metropolitane, ma le aree metropolitane dialogano anche tra di loro, e ricordo che qualche anno fa molti di voi oggi presenti, anche il presidente di Confindustria Bonomi in altre vesti, ha partecipato ad un evento a Mestre in cui si parlava dell'importanza di far dialogare tra loro le grandi aree metropolitane. Professor Fortis, mi permetto solo di introdurmi, perché si è collegata adesso il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per cui le chiedo soltanto un attimo di interrompere la presentazione, perché diamo il benvenuto al Presidente del Consiglio, se in collegamento riusciamo a farla vedere e sentire. Buonasera. Eccoci, buonasera. Buonasera. Un saluto. Buonasera. Mi dispiace per aver interrotto l'intervento, mi pare di capire, non volevo essere scortese.
Ecco, non riusciamo a sentirla perché ovviamente la sua voce era coperta dagli applausi. Innanzitutto la ringraziamo per essere qui con noi in collegamento, capiamo bene che sono giornate intensissime e per le scadenze prossime di manovre PNRR, ma anche per insomma, l'emergenza che c'è stata purtroppo a Ischia. Quindi la ringraziamo davvero ulteriormente per essere qui con noi. Essere qui in un posto dove sta succedendo una cosa molto importante nel mondo delle imprese italiane, questa fusione che fa nascere una nuova realtà di rappresentanza imprenditoriale in uno dei territori più significativi per l'economia del Paese. Quindi le lascio e la ringraziamo ancora, le lascio la parola, Presidente. Sì, grazie. Di nuovo buonasera a tutti. Davvero scusatemi, intanto mi dispiace, dicevo, di aver interrotto un intervento. Avrei volentieri atteso, quindi insomma mi scuso e mi scuso anche per non essere lì con voi fisicamente. Mi sarebbe davvero piaciuto esserci in presenza a questa assemblea generale di Confindustria Venezia Rovigo, Assindustria Veneto Centro, questa iniziativa d'aggregazione che anche io considero molto importante, per la quale ovviamente faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli attori, ma ovviamente, come dicevate voi, le troppe scadenze che noi dobbiamo fronteggiare in corsa e ovviamente anche i tragici fatti avvenuti in queste ore a Ischia, che noi stiamo ovviamente seguendo di ora in ora, diciamo, mi hanno impedito di prendermi questa libertà, mettiamola così. In ogni caso ci tenevo a partecipare, seppure brevemente, seppure da remoto, intanto per il lungo rapporto che mi lega al presidente Vincenzo Marinese, che saluto e ringrazio insieme al presidente Leopoldo Destro, ovviamente il mio saluto al presidente Carlo Bonomi, e anche ci tenevo a esserci per l'attenzione che come spero sappiate, io e tutto il governo abbiamo sia per le categorie produttive sia per il tema del confronto con i corpi intermedi. A un mese dal suo giuramento il governo ha già avviato un primo tavolo di confronto con tutte le associazioni di categorie ed è un dialogo che vogliamo portare avanti con costanza lungo tutto il nostro mandato. Certo, avremmo voluto avere più tempo per confrontarci, soprattutto prima della legge di bilancio, però la nostra è stata una legge, una corsa contro il tempo. Obiettivamente ci siamo trovati a fare una manovra di bilancio in tempi molto, molto, molto ristretti. Abbiamo dovuto scrivere questa manovra senza rinunciare a delineare attraverso le nostre prime misure e soprattutto attraverso questa che è la misura principe dell'anno di un governo, una traiettoria che fosse il più possibile nitida, scelte che dessero un'indicazione su quelle che saranno le priorità della nostra azione. E tra quelle priorità c'è certamente il tema della crescita economica, a partire ovviamente dalla messa in sicurezza del tessuto produttivo, in particolare in riferimento alla principale emergenza che abbiamo di fronte, che è l'emergenza del caro energia, l'attenzione verso chi produce, il rafforzamento del ceto medio e dall'altra parte anche il sostegno alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, alla difesa del potere d'acquisto dei cittadini, ai redditi più bassi. Sono molte le misure che noi abbiamo cercato di mettere in campo nonostante la ristrettezza di tempi e di risorse e soprattutto di risorse, atteso che come voi sapete i 30 miliardi che avevamo liberato con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sono andati interamente sul tema del caro bollette per sostenere appunto le famiglie e le imprese, però questo non ci ha impedito di mantenere alcuni impegni che avevamo preso, di dare alcuni segnali. Penso all'incremento del 50% dell'assegno unico per i figli nel primo anno di vita del bambino, nei primi 3 anni per le famiglie che hanno 3 o più figli, la riduzione al 5% dell'IVA per i prodotti sulla prima infanzia, 500 milioni per combattere il caro carrello per le famiglie più deboli, così come abbiamo deciso di rendere strutturali le misure in sostegno delle persone con disabilità. Abbiamo previsto un'indicizzazione delle pensioni che aiutasse soprattutto gli importi più bassi, 120% la rivalutazione delle pensioni minime, cioè abbiamo fatto degli interventi che incarnano una visione sociale. Lo dico a voi perché questo governo condivide con la Confindustria, diciamo, questa visione sociale. E lo dico a voi perché insieme a queste scelte la gran parte delle risorse e dei provvedimenti è stata dedicata proprio alle realtà produttive,
per ribadire un principio che molto spesso in passato, troppo spesso dal mio punto di vista, era stato messo in discussione, che invece questo governo vuole ribadire, e cioè che non può esistere welfare, che non c'è stato sociale se a monte non c'è anche chi genera ricchezza. Allora, anche qui mi perdonerete se provo a citare qualche numero, ma credo valga la pena ricordare un po' gli sforzi che stiamo tentando di fare, anche per consentirvi, diciamo, di dirci dove possiamo migliorare. Oltre ai miliardi che noi avevamo già stanziato col decreto energia, nella manovra 9 miliardi di euro sono stati stanziati, come voi sapete, per incrementare il credito d'imposta da riconoscere alle aziende per fronteggiare il caro energia. Abbiamo alzato il credito d'imposta dal 40 al 45% per le imprese energivore e dal 30 al 35% per le altre aziende. Abbiamo rifinanziato lo sconto fiscale sulle accise, pur scegliendo di ridurre, come voi sapete, l'entità dell'intervento, ma rimaniamo pronti a intervenire se ce ne fosse necessità. Ora abbiamo considerato, diciamo, un miglioramento della condizione dei prezzi. Abbiamo prorogato l'IVA al 5% sul gas naturale usato per autotrazione, abbiamo deciso di sbloccare, anche qui credo un segnale importante, i nostri giacimenti di gas naturale, con quella gas release si definirebbe, che consente alle aziende più esposte al rincaro dei prezzi del gas di ottenere energia a costi ridotti, ma anche dà un altro segnale importante, e cioè che l'Italia deve tornare a produrre energia, che quello che serve deve banalmente essere fatto. Abbiamo confermato il taglio del cuneo fiscale del 2% per i redditi fino a 35.000 euro e abbiamo aggiunto un ulteriore 1% di taglio del cuneo per i redditi più bassi, per i redditi fino a 20.000 euro. Io su questo, chiaramente, voi sapete che ci siamo dati come orizzonte di legislatura l'obiettivo di arrivare a una riduzione di almeno 5 punti del cuneo fiscale sui redditi fino a 35.000 euro, 2/3 lato lavoratore, 1/3 lato azienda. Ma questo primo segnale, che chiaramente non è sufficiente e su questa strada vogliamo andare avanti, però mi corre l'obbligo di ricordare che è una misura che cuba oltre 4,2 miliardi di euro, cioè è lo stanziamento più significativo dell'intera manovra economica dopo le misure sull'energia. Abbiamo rinviato l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax, che lo sapete meglio di me avrebbero avuto conseguenze molto gravi per il nostro sistema industriale. Anche qui un impegno preso che abbiamo mantenuto. Abbiamo previsto la detassazione dei premi di produttività per i lavoratori dipendenti dal 10 al 5% fino a 3.000 euro annui, che si aggiunge alla detassazione dei fringe benefit, all'estensione del fringe benefit fino a 3.000 euro. Abbiamo avviato l'attuazione della proposta che noi sintetizziamo nell'espressione più assumi meno paghi, cioè azzeriamo la contribuzione per chi assume donne, giovani fino a 36 anni o percettori di reddito di cittadinanza, purché si tratti di maggiore occupazione. Abbiamo dedicato misure precise anche ai lavoratori autonomi, sia con l'innalzamento della tassa piatta per le partite IVA con fatturato adesso fino a 85.000 euro, prima 65.000, sia introducendo una tassa piatta al 15% sull'incremento del reddito rispetto al massimo livello del triennio precedente. Abbiamo deciso di escludere dalla fine del prossimo anno chi è in condizione di lavorare dalla possibilità di beneficiare del reddito di cittadinanza, perché lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto, uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. Nel 2023 per queste persone il reddito di cittadinanza non si potrà percepire per più di 8 mesi, che è un periodo di ponte, diciamo così, che ci siamo presi perché ci serve a mettere in campo le misure necessarie ad aiutare queste persone a essere inserite nel mercato del lavoro, e in ogni caso il reddito decadrà alla prima offerta di lavoro che viene rifiutato. Una misura di buonsenso che intendiamo difendere da ogni attacco strumentale. Io potrei, diciamo, continuare a lungo, non voglio tediarvi, diciamo così, con la lista della spesa. Vorrei riservare uno spazio di questo intervento anche ad alcune riflessioni
che spiegano, secondo me, il contesto in cui si inseriscono queste nostre prime scelte. Perché certo questo è solo un inizio, ma secondo me dice dove vogliamo andare. Certo vogliamo fare di più, ma io penso che si debba riconoscere come l'attenzione per le aziende, l'attenzione per i loro lavoratori sia stata e sia una nostra priorità assoluta. Siamo consapevoli, ovviamente, che queste misure, così come le altre che porteremo avanti, perderanno però di qualsiasi efficacia se noi contestualmente non riusciremo a garantire alle imprese l'esistenza di un contesto differente da quello che hanno fin qui trovato nel rapporto con lo Stato e nel rapporto col governo. Per questo noi abbiamo voluto dare da subito un'indicazione chiara sugli obiettivi che ci davamo, dando concretezza a 2 principi per noi centrali e che non a caso io ho richiamato dall'insediamento, dal momento del mio insediamento, dalla relazione fatta al Parlamento: non disturbare chi produce, rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi. Su questi concetti qualche breve parola. Come anche dice spesso il presidente Bonomi, il lavoro non lo crea la politica per decreto. Noi usciamo da una legislatura nella quale ci è stato detto che si poteva abbattere con un decreto la povertà, che si poteva creare lavoro con un decreto, che si potevano fare tantissime cose nei palazzi della politica. Purtroppo non è così. La ricchezza la creano le aziende con i loro lavoratori. Quello che compete lo Stato è creare le condizioni perché queste aziende possano operare nel migliore dei modi, perché possano crescere, perché possano fare senza avere paura di trovarsi uno Stato che le combatte piuttosto che aiutarle, accompagnarle. Non disturbare chi produce significa questo, significa che lo Stato deve garantire a chi fa di poterlo fare programmando e pianificando, avendo la certezza dei propri investimenti, sfruttando al meglio le opportunità che vengono offerte. La politica può immaginare le cose migliori, può predisporre le misure più belle, però se poi non agisce determinando le condizioni perché si possano usare e attivare quelle possibilità, tutto questo non serve a niente. E la prima condizione, dal mio punto di vista, è che le imprese siano rese competitive, che siano nella condizione di espandersi, di ampliare i loro portafogli clienti, di crescere in ricchezza, perché la ricchezza che producono è ricchezza per l'intera nazione. Anche per questo, al di là della manovra, noi stiamo ad esempio rendendo operativa la misura del cosiddetto difensore civico delle imprese, ovvero la titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di avocare a sé gli iter autorizzativi bloccati presso altre amministrazioni per rendere certi i tempi di investimento, che secondo me è una questione fondamentale. Stiamo conducendo una ricognizione puntuale opera per opera, gara per gara, dei progetti che dovranno essere realizzati con le risorse del PNRR e non solo, perché anche qui le imprese devono sapere cosa verrà fatto per prepararsi adeguatamente, farsi trovare pronte, farsi trovare competitive quando si partirà con le opere e con i cantieri, fermo restando tutta la materia ovviamente del caro materiali che pure stiamo affrontando, perché in assenza diciamo di una capacità di affrontare seriamente questo tema, purtroppo i soldi del PNRR rischiano di non arrivare a terra. Stiamo lavorando anche sul codice degli appalti, perché anche qui servono regole chiare per tutti e che tutti, a partire dallo Stato e dalla pubblica amministrazione, devono rispettare. Il codice deve diventare un pilastro del rapporto tra Stato e imprese, su cui poter fare affidamento senza che venga sottoposto a continue modifiche, come è avvenuto in passato, quando si scopriva di volta in volta che le norme scritte al chiuso di una stanza poi alla prova dei fatti puntualmente non funzionavano. E quel pilastro deve essere costruito intorno a una parola, quella parola è fiducia. Fiducia verso le imprese, fiducia verso chi lavora. Quando dico che il governo crede fortemente nel confronto con i corpi intermedi, non intendo dire che noi vi presentiamo le proposte e voi ci dite se vi piacciono o meno. Intendo dire che insieme dobbiamo ragionare di fissare gli obiettivi e insieme dobbiamo cercare le soluzioni per costruire la strada che ci porta a quegli obiettivi. Per questo, diciamo, il fatto di coinvolgere la sfida al dialogo non è, diciamo, una questione di così, insomma, formale. Ecco, io vorrei davvero che si potesse ragionare come
persone, mondi, realtà che remano verso la stessa direzione, verso gli stessi obiettivi, e quindi studiare, elaborare insieme le proposte, le soluzioni, le risposte che servono all'Italia e segnatamente al mondo produttivo, ma non solo al mondo produttivo. Noi siamo consapevoli che se l'industria va bene, allora andrà bene anche la nazione. Poi certo spetta alla politica fare sintesi, spetta alla politica assumersi la responsabilità delle scelte, e io intendo assumermi e mi assumerò fino in fondo con il governo le scelte che faremo, anche quando questo dovesse costare in termini elettorali. Però siamo qui per fare quello che è giusto prima, che è giusto per la nazione e non quello che è utile per noi. Io penso che lo dimostri la scelta operata sul tema proprio del reddito di cittadinanza, perché vedete, in Italia per troppo tempo si è, lavorato per distruggere quella cultura del lavoro che è alla base della nostra nazione, che è alla base dell'articolo 1 della Costituzione italiana. Io penso che il fatto di ribadire con questa scelta che questo governo intende ricostruire la cultura e l'etica del lavoro e farlo insieme a chi fa impresa e a chi produce sia un segnale importante. Poi certo siamo consapevoli che, come dicevamo, sul taglio del cuneo fiscale, ad esempio, ci vuole maggiore incisività e maggiori risorse, però penso che valga la pena riconoscere che è una strada che abbiamo deciso di intraprendere subito, e lo abbiamo fatto per dire che da questa strada non intendiamo tornare indietro. Ci sono ovviamente sulla stessa strada molti altri obiettivi che vogliamo centrare, sui quali il rapporto con il vostro mondo è un rapporto che io considero fondamentale, a partire dalla vicenda di una strategia industriale, perché noi possiamo anche avere un confronto circoscritto, ai temi propri, no? delle necessità quotidiane, ma io credo che la grande sfida del confronto oggi sia ragionare di strategia. Questa nazione non ha una politica strategica, non ha una politica industriale, una strategia industriale da troppo tempo, e io credo che debba tornare a scegliere dove vuole stare nel contesto geostrategico, su che cosa vuole investire e poi concentrare le risorse su quegli obiettivi, partendo ovviamente dal tema della difesa dell'interesse nazionale, che per noi è un obiettivo anche in Europa. Penso a tutta la vicenda del price cap, al mercato del gas, alla tutela del settore del packaging, che è stato oggetto anche delle mie interlocuzioni presso la Commissione europea, che insomma è esposto a rischi proprio in questi giorni. Un piccolo segnale è arrivato, credo anche grazie al lavoro che ha fatto il governo. Insomma, c'è tanto da fare, non voglio tediarvi oltre, abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione, e quindi le porte di questo governo saranno sempre aperte per chi vuole offrire proposte, per chi ha soluzioni efficaci, e io sono certa che Confindustria, che voi sarete sempre protagonisti di questo percorso, perché questa strada noi vogliamo percorrerla camminando a fianco del nostro sistema produttivo e industriale, atteso che nessuno meglio di chi fa impresa sa cosa sia la cultura del lavoro, ma anche perché io penso che nessuno meglio di chi fa impresa sappia quanto conti il rispetto degli impegni presi, e questo è qualcosa che anche alla politica vale la pena, di insegnare, ecco. E non mi scuso ancora per non essere lì, vi auguro buon lavoro e faccio a tutti un grande in bocca al lupo per questa avventura. Grazie Presidente, grazie, buon lavoro a lei e alla sua squadra, grazie. Grazie ancora Presidente Meloni. Grazie a voi. La sua presenza oggi, seppur a distanza, è un grande segnale importante per quel dialogo a cui ha fatto riferimento e per costruire una politica industriale per il Paese. Grazie ancora. Professor Marco Fortis. Riprendo la presentazione partendo in attesa, da questa slide che riassume i numeri fondamentali che stanno dietro questa aggregazione, perché con la nascita di Confindustria Veneto Est, area metropolitana, si viene a creare veramente un'area di rappresentanza confindustriale che ha dei numeri molto importanti, un PIL di 96 miliardi di euro, dati 2019, o quelli del 2021, quando sarà possibile calcolarli, saranno sicuramente più alti, un valore aggiunto manifatturiero di 20 miliardi di euro,
un'occupazione totale di quasi 1,5 milioni di addetti, 1,4 milioni, un export complessivo di 32 miliardi di euro. Si è detto dell'importanza di ragionare in termini metropolitani e quel triangolo che avevamo nel 2018 rappresentato in termini sommari lo possiamo oggi vedere in maniera importante con questa slide. Cioè, questo è uno dei vertici di un triangolo che rappresenta ormai il motore economico del nostro Paese e che vede, diciamo, come vertici proprio 3 grandi rappresentanze confindustriali. L'area, diciamo, attorno a Milano di Assolombarda, l'area di, diciamo, emiliana di Confindustria Emilia e appunto Veneto Est. Entrambe, tutte e 3 queste aree dialogano insieme su un territorio dove sono forti le interrelazioni tra i distretti, i metadistretti, le piccole e medie imprese che compongono questo cuore economico industriale italiano, che ha un PIL, vedete, di 405 miliardi di euro, oltre 5 milioni di occupati e un export di 131 miliardi di euro. Per darvi un'idea di che cos'è quest'area, anche se vedo qui scomparsa una parte della slide, comunque queste sono le quote detenute dalle 11 province del nuovo triangolo industriale sul totale italiano, il 22,6% del PIL e vedete il 25% del valore aggiunto manifatturiero. Poi mi limito a segnalare che anche per quanto riguarda l'export, quest'area rappresenta, questo triangolo, quasi oltre un quarto dell'export totale italiano. Molto importante il confronto internazionale. Sono 11 province che insieme rappresentano un PIL di oltre 400, quasi 405 miliardi di euro, per dare un'idea più grande del PIL di una intera nazione come la Danimarca, ma forse è più facile capire il confronto considerando che il PIL di questo triangolo industriale è qualcosa che rappresenta circa i 3/4 di quello di un'area strutturata come il Baden-Württemberg. Naturalmente, se considerassimo Emilia, Lombardia e Veneto insieme andiamo ben oltre il Baden-Württemberg, arriveremo, ma qui stiamo considerando solo le 11 province che sono ai vertici di questo triangolo. Il valore aggiunto manifatturiero di quest'area è importantissima, 67 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2019, 878 mila occupati nella manifattura e un export di ben 127-128 miliardi di euro nel 2021. Anche in questo caso, per darvi un'idea, il triangolo, che qui è rappresentato dalle 11 province, ha un valore aggiunto manifatturiero superiore a quello di una nazione come la Svezia oppure di una nazione come il Belgio, cioè le dimensioni, sia pure solo di 11 province, diciamo, di questo triangolo Lombardia, Veneto, Emilia, sono di queste dimensioni. È molto importante vedere l'evoluzione storica del PIL, il peso che questo triangolo ha avuto nel tempo si è molto evoluto, passando dal 2000 aveva una quota di sotto il 21% del PIL, si è saliti al 22,6% del PIL nazionale, anche il valore aggiunto manifatturiero del triangolo industriale delle 11 province è salito dal 24,2 al 25%. Analogamente è cresciuto il peso nell'occupazione sia totale che manifatturiera. Ci sono 7 settori che sono un po' i magnifici 7 settori di questo nuovo triangolo industriale. Qui vedete rappresentato all'interno dei cerchi l'export 2021 in miliardi di euro. Uno è la meccanica, i macchinari e gli apparecchi meccanici. Poi ci sono gli apparecchi elettrici e gli elettrodomestici, ma vedete le piastrelle ceramiche, i mobili, perché il Veneto mette una buona parte, ma ce ne mette una parte importante anche la Brianza, la Lombardia, la chimica, la maglieria e la parte degli abiti, confezioni. Ecco, perché sono importanti questi 7 settori? Perché qui nell'export nazionale questo triangolo va ben oltre il 25% che è il suo peso medio nell'export. I macchinari esportati da questo triangolo delle 11 province sono ben il 31% dell'export totale di macchinari, addirittura nel caso delle piastrelle si arriva al 65%, mobili 37% e via discorrendo, quindi cifre molto alte. Naturalmente, se estendiamo il discorso a tutti i distretti industriali rappresentati da questo triangolo, non possiamo non dimenticare altri prodotti, oltre a quelli ai 7 prima citati.
Vorrei ricordare per esempio l'importanza di quest'area, in particolare della zona Veneto, per quanto riguarda il contributo nell'export di vini, in particolare vini spumanti, con il grande fenomeno del Prosecco. Vorrei ricordare il peso anche del settore della pelletteria, il peso del settore dei mobili, con i due grandi distretti, come già citavo prima, dell'area trevigiana e dell'area del Piave dell'Alto Livenza, a confine con Pordenone, e l'area invece della Brianza in Lombardia. Qui possiamo vedere cosa è successo. Abbiamo di fronte quel fenomeno che era citato anche prima dai presidenti delle due associazioni, cioè questa grande ripresa post-Covid dell'export delle 11 province considerate. Come potete vedere siamo andati ben oltre i valori del 2019, è stato qualcosa di più di un rimbalzo, è stata una ripresa fortissima, come un po' quella di tutto il sistema manifatturiero italiano, che è stata guidata anche dal fatto che prima del Covid il sistema manifatturiero negli ultimi 5 anni aveva vissuto, con il fenomeno del piano Industria 4.0, un rafforzamento strutturale enorme che ha permesso una crescita di competitività, di produttività, di esportazioni. Vorrei ricordare che gli investimenti fissi lordi totali del Veneto sono cresciuti dal 2015 al 2018 in un quadriennio a un tasso medio annuo superiore del 5%, cioè leggermente inferiore a quello della Cina, per darvi un'idea di che cosa è successo dentro la macchina produttiva del nord-est e del Veneto in particolare. Concludo facendovi vedere che naturalmente queste cifre sono gonfiate dall'inflazione e dall'aumento dei prezzi alla produzione, però tutte le province, le 11 province del nuovo triangolo industriale, in particolare quelle, come vedete, anche del Veneto, sono cresciute molto. Naturalmente Venezia ha potuto beneficiare anche dell'aumento dei prodotti petroliferi raffinati, quindi a un tasso particolarmente elevato, ma comunque l'aggregato delle province ha visto crescere l'export quasi del 21% nel corso del primo semestre del 2022 rispetto al primo semestre del 2021. Quindi dietro questa vostra aggregazione c'è anche un potenziale di dialogo con gli altri due poli del triangolo industriale italiano che, a mio avviso, ha ormai raggiunto dei livelli di produttività, di competitività molto elevati, che non devono essere adesso dispersi nei prossimi anni, e quindi è importante che anche la politica economica continui ad accompagnare il processo di crescita di questo grande sistema produttivo manifatturiero che sempre più è basato nell'area del nord-est. Grazie. Con 2.900.000 abitanti, le province di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso esprimono oltre la metà della popolazione del Veneto. I circa 400.000 occupati nell'industria di questa grande area metropolitana confermano il loro primato anche nella manifattura, che con ben 32 miliardi contribuisce al 50% dell'export regionale. Questa concentrazione industriale, che per dimensioni e varietà non ha eguali nel Paese, da tempo si misura con un mondo in rapidissima trasformazione. Se da una parte servono decisioni immediate per affrontare la crisi energetica, dall'altra sono richieste scelte di medio e lungo termine indispensabili per consolidare la forza del nostro territorio. Dalle politiche per la famiglia e la natalità alla transizione energetica, dalla valorizzazione delle risorse umane all'istruzione, dalla rivoluzione digitale alle infrastrutture. Sono queste le sfide che il Veneto ha davanti a sé. Confindustria Veneto Est nasce non solo per dare voce a quasi 5.000 imprese con oltre 270.000 collaboratori, ma anche per contribuire, insieme agli altri attori economici e sociali, al rinnovamento degli ecosistemi industriali locali e delle loro comunità. E nel video avete visto i numeri non solo dell'imprenditoria, ma anche di una regione che da oltre 10 anni è guidata da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che invito a raggiungerci per il suo commento e anche la sua analisi su quello che accade qui oggi con la nascita di Confindustria Veneto Est, area metropolitana. Benvenuto Presidente. Prego.
Allora, Presidente, Buonasera. un evento importante non solo abbiamo visto per questo territorio, ma anche a livello nazionale. Innanzitutto, qual è il suo commento? Ma direi che sono come la Panda, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Nel senso che io ho seguito la progettualità Sì, e tutto anche il percorso. tutto il percorso e anche le tante dichiarazioni. Oggettivamente nel pubblico molti dovrebbero assumere le procedure, visto e considerato che si parla molto spesso di economie di scala, di efficienza, e se abbiamo come obiettivo dare le risposte al cittadino, allora la nostra assemblea dei soci sono i cittadini, l'assemblea dei soci di un'associazione sono gli associati, ma entrambi dobbiamo avere gli stessi obiettivi, l'efficienza e dare risposte che siano Essere capaci di lavorare anche insieme, come hanno dimostrato loro. Marinese prima il Presidente ha ricordato, si diceva veneziano per dire di uno che non dà mai la palla, in realtà qui il gioco di squadra è stato vincente per arrivare a questo risultato. Ma direi totale, anche perché si sono messi assieme tre realtà, e che non è poco, 2.900.000 abitanti, questi 96 miliardi di PIL sui 180 miliardi del Veneto rappresentano una bella massa critica, ma soprattutto diamo anche un segnale a livello, fra virgolette, di marketing territoriale importante, visto e considerato che poi siamo secondi ad Asso Lombarda, lo dicevo prima Presidente Bonomi, che non vedo, e avremo modo di recuperare comunque strada facendo. Già abbiamo sentito che insomma quasi il Made in Veneto è meglio del Made in Italy, insomma è una cosa su cui c'è da discutere, però le voglio chiedere anche, ecco, guardando avanti, oggi si è parlato molto della dimensione di area metropolitana, le voglio chiedere come vede questo, come elemento, si è detto ci potrà aiutare anche a confrontarci con aree che stanno all'estero per integrarci ancora di più nelle catene del valore. Beh, direi innanzitutto che se si vedesse il Veneto dall'alto di notte sembra Los Angeles, no? Cioè è un unicum di luci, anche di inquinamento luminoso, ma cioè è un'area, il Veneto nel suo complesso è un'area metropolitana. Ben venga questo progetto, ma avere già oggi una massa critica di 2.900.000 abitanti ci permette di confrontarci con aree metropolitane internazionali. Questo è sempre stato il nostro limite, no? Avere sicuramente dei grandi fondamentali, ma comunque essere piccini da un punto di vista di massa critica. Oggi ragioniamo al pari. Prima è stato citato Baden-Württemberg, che è una delle tante realtà. Diciamo, oggi siamo alla portata nei confronti diretti con queste realtà. Allora, questo è un passaggio importante per il mondo dell'impresa. Lei però già da come ci ha raccontato la sua idea, insomma, questo processo che hanno fatto gli imprenditori richiama anche qualcosa a cui la politica potrebbe ispirarsi. Nel mondo della politica c'è un dibattito apertissimo in questo momento sull'autonomia differenziata. Sa che anche il Ministro Calderoli ha appena presentato 10 giorni fa la bozza del disegno di legge su cui si è aperto un grande dibattito. Le voglio chiedere, voi che già dal 2014 avete iniziato a lavorare, poi il referendum del 2017, a che punto siete arrivati? Beh, direi un buon punto, i compiti per casa li abbiamo fatti. Il referendum si è celebrato 5 anni fa e io ho avuto modo di confrontarmi con 5 governi diversi. L'autonomia prevista dalla Costituzione non è un'invenzione nostra, le 23 materie sono previste dalla Costituzione, quindi quando si dice ma il Veneto chiede troppe materie, noi chiediamo quello che è previsto dalla Costituzione. Ma soprattutto vorrei dire che l'autonomia non è la secessione dei ricchi o la volontà di portare avanti una visione molto egoistica del Paese. Molti pensano che sia contro il Sud e anche presidenti di regioni del Sud sono molto vocali in questa fase. Ma guardi, se dessimo agli imprenditori in mano questa decisione, cioè l'opportunità di decidere, sceglierebbero l'autonomia, perché è una riduzione delle catene decisionali, è efficienza, ma soprattutto è un'assunzione di responsabilità. Diciamo che è il vero controllo di gestione di un Paese che se continua così porta i libri in tribunale, questo lo dobbiamo dire con chiarezza. Dopodiché aggiungo anche un altro aspetto. Se qualche comunità del Sud si ritrova i rifiuti per strada, ha i propri cittadini che sono costretti a farsi le valigie e andare a curarsi fuori regione, non è per colpa dell'autonomia, è per colpa della mala gestione in quelle realtà, non per colpa dell'autonomia, perché non c'è l'autonomia. Quindi io direi che sarebbe fondamentale che tutti chiedessero l'autonomia. Einaudi nel 1948 diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Ci sarà qualcuno che chiede una materia, chi ne chiede 23 come facciamo noi, ma la volontà di dire che tu ti metti alla prova, e noi l'abbiamo dimostrato con la sanità. La sanità è quasi una competenza piena per le regioni. Se non avessimo avuto quella competenza durante il Covid non saremmo stati così efficienti, perché comunque l'ultimo miglio l'abbiamo gestito noi, perché comunque
la nostra interfaccia era diretta con il cittadino, ma anche perché tu ci puoi mettere anche un premio Nobel della medicina al Ministero della Salute, ma la verità è che davanti a, diciamo, a decisioni repentine che tu devi prendere e a scelte anche gestionali importanti non riesce a essere così Quindi efficiente. lei è sicuro che in caso questo processo andasse avanti, per i cittadini e per le imprese ci sarebbero dei benefici concreti? Ma assolutamente sì. Guardi, adesso evito di entrare nei tecnicismi. Intanto diciamo che questo governo, che è insediato da un mese, ha già posto una pietra miliare nella manovra. L'articolo 144 prevede, diciamo, che si dovranno stabilire i LEP, no? I livelli essenziali delle prestazioni, e che significa che questo è un'attenzione che si dà e anche una risposta che si dà a molte comunità che dicono ma prima vogliamo i LEP, dopodiché io ci aggiungo una nota a margine che quando avremo i LEP però li dobbiamo applicare, perché se ci accorgiamo che qualcuno spreca dovremo andare a limare. È un po' un controllo di gestione. Dall'altro io sono assolutamente convinto che l'efficienza ne viene fuori, tanto è vero che nel progetto di autonomia qualcuno... Allora, intanto non si porta via niente a nessuno perché lo Stato mi dà la competenza che gestisce da me e parimenti mi dà le risorse che dedicava a quella competenza nel mio territorio, quindi non rubiamo nulla a nessuno. Però è pur vero che se siamo più efficienti facciamo economie di scala e dall'altro noi puntiamo all'incremento del PIL, perché se decidi in casa l'incremento del PIL significa ricchezza per i territori e gettito fiscale a livello nazionale. Nel suo libro, di cui parleremo anche adesso, cioè I pessimisti non fanno fortuna, tra l'altro dice l'Italia è arroccata su un centralismo medievale. Questo è un giudizio molto forte su quello che succede. Lei ha detto il governo è vero, ha fatto dei progressi e anche il ministro Calderoli sta spingendo in questa direzione. Però dal partito di Giorgia Meloni, i Fratelli d'Italia, dicono l'unità nazionale non si tocca, questa è una linea rossa. Lei come risponde? No, non c'è nessuna contrapposizione. Senta, nel 48, quando hanno presentato la Costituzione è del 1° gennaio del 1948, i padri costituenti avevano bene in mente cosa volevano, cioè il disegno della nuova nazione. Noi uscivamo dalla guerra, c'erano macerie fumanti, la Costituzione viene scritta nel 47, e loro hanno disegnato un paese autenticamente federalista. Negli stessi tempi, negli stessi momenti, la Germania disegnava la sua Costituzione, anche la Germania usciva da una guerra devastante. Quindi l'idea, il mood di quel momento era quello di dare respiro e risposta alle autonomie. Le ripeto, Einaudi diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta, ma c'era anche Don Sturzo che nel 49, siciliano, diceva sono unitario ma federalista impenitente. Quindi non è vero che questo paese nasce come centralista, è vero invece che questo paese viene gestito da centralisti ed è medievale la visione centralista. I nostri ragazzi che se ne vanno all'estero non vanno in paesi centralisti, vanno dove c'è federalismo, dove c'è efficienza, e quindi dobbiamo capire che questo medioevo lo dobbiamo far chiudere con una nuova stagione che è quella del federalismo. A proposito di questa nuova stagione... lei ne descrive diversi aspetti in questo libro, per cui i pessimisti non fanno fortuna, la sfida del futuro come scelta. Innanzitutto pessimismo, non è un po' azzardato in questo momento essere solo ottimisti, perché lei stesso nel libro riconosce, sta succedendo di tutto là fuori, abbiamo una guerra in Europa, abbiamo l'inflazione, abbiamo l'energia che costa cara. Ecco, come vede la sfida di essere ottimisti in questo momento? E cos'è l'ottimismo per lei? Ma guardi, le nostre 600.000 partite IVA, e qui sono assolutamente rappresentato in maniera illustre, non ci avrebbero dato, non ci darebbero 180 miliardi di PIL all'anno, la seconda regione per PIL in Italia, se i nostri imprenditori non avessero come mantra che solo i pessimisti non fanno fortuna, perché loro buttano sempre il cuore oltre l'ostacolo. E anch'io sono convinto, peraltro lo dico nell'ultimo capitolo del libro, che questo paese deve riscoprire il valore di chi crea ricchezza, perché questo è uno dei grandi problemi del paese. È un momento difficile. Nassim Nicholas Taleb, che scrisse Il Cigno Nero, no? Dice il Cigno Nero che cos'è? Un evento imprevedibile. Descrivere la crisi di Lehman, la grande crisi finanziaria. Ma sì, ma è un evento non programmabile, non prevedibile, che quando arriva spazza tutto, cioè sconvolge tutti gli equilibri che consideravamo certi. Noi abbiamo avuto 2 cigni neri, abbiamo avuto il Covid, il 21 febbraio, noi fra l'altro siamo stati i primi il 21 febbraio 2020 e poi dopo 2 anni, dopo 24 mesi, la guerra in Ucraina. E direi che è un periodo storico assolutamente unico. 2 cigni neri, 24 mesi si contano
pochissime volte nella storia dell'umanità. Però dall'altro ne vogliamo venire fuori, dall'altro solo i pessimisti non fanno fortuna, continuiamo a pensare che dopo la pioggia arriva sempre il sereno, se no non saremo veneti. Presidente Zaia, le faccio ancora 2 domande. La prima parte proprio da questo libro, in cui lei racconta il suo Veneto, partendo dalla sua storia, da bambino in poi, da quando ha scoperto il significato del Leone di San Marco, alla prima tuta da meccanico che le regalò il nonno Enrico, le sue lezioni, anche sulla guerra e quello che stiamo vivendo. C'è letteratura, c'è storia, ma c'è anche tanta politica, perché lei di fatto si rivolge al suo mondo, al mondo del centrodestra, dicendo non ci devono più essere delle no-fly zone, delle aree in cui non si va a parlare di cose che vanno dalle nuove famiglie fino all'immigrazione, fino alla sostenibilità, fino all'ambiente. E lo sta presentando un po' dappertutto. Molti si chiedono se questa è una sua piattaforma per un nuovo ciclo di Luca Zaia nella politica nazionale. No, assolutamente no, e non avrei bisogno di un libro oggettivamente. Però può far comodo. Mi aiuta Crozza, può lo sapete, aiutare, per cui... può aiutare. Il libro non è un'autobiografia, utilizza dei racconti personali per trattare dei temi fondamentali che sono la guerra, che sono il razzismo, gli sprechi alimentari, la parità di genere, i temi ambientali, il nuovo patto sociale, che è quello che prima ho fatto un accenno al tema della ricchezza, del rispetto del lavoro, della promozione di quello che è l'iniziativa privata, e poi c'è un capitolo dedicato ai giovani. Direi che non è assolutamente questo l'obiettivo. E poi qui ho ancora molti progetti, ho ancora 3 anni e noi abbiamo una partita grossa, me lo lasci dire qui davanti a un'assemblea così autorevole. Spesso mi chiedono ma quali sono i migliori risultati che si può accreditare dopo 10 anni. A qualcuno verrebbe da dire, non so, la pedemontana, la sanità o altre robe. Io dico lo standing che abbiamo dato al Veneto. Oggi il Veneto ha uno standing di assoluto livello, è uno standing che ci permette di dire che siamo credibili, prova ne sia che portiamo a casa eventi internazionali come le Olimpiadi, ma soprattutto oggi siamo in una fase delicatissima di una trattativa che io ho iniziato personalmente con Intel, e stiamo parlando di un investimento in Veneto di quasi 10 miliardi di euro, 3.500 occupati, e la mia idea è quella di dar vita non solo all'insediamento Intel, ma di pensare che lì attorno, nei terreni che vorremmo dedicare, nasca la nuova Silicon Valley europea. Ne parla raramente, se ne parla oggi è perché c'è qualche passo in avanti, perché sappiamo che l'area è quella del Veronese. A che punto siete di questa trattativa? Allora, noi abbiamo degli agreement per cui io posso parlare fino a un certo punto, però è pur vero che Intel a Davos ha dichiarato a Reuters che esiste quest'area che loro stanno valutando, che è in Veneto. La verità è che noi di rapporti e contatti con Intel ce li abbiamo da più di un anno. In quell'area abbiamo fatto di tutto, i carotaggi, tutte le analisi, soprattutto l'analisi territoriale, rispondendo di volta in volta ai quesiti che comunque ci venivano posti. È ufficiale che è l'area, diciamo, che Intel comunque, se decidesse di dar vita a questo grandissimo stabilimento, potrebbe essere quella, diciamo, titolata ad ospitare lo stabilimento. Ne ho parlato con il Presidente del Consiglio, questo posso dirlo, ne ho parlato partita nazionale, già in un paio di occasioni. Abbiamo iniziato questo percorso con il Presidente Draghi e la Presidente Meloni è assolutamente sul pezzo su questa partita. Cross fingers. Infine, Presidente Zaia, Veneto Est, Confindustria, Area Metropolitana, Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, i presidenti anche in apertura ci hanno detto cosa si aspettano da voi, dalla politica ma anche da chi governa la regione. Cosa si aspetta lei da loro, dagli imprenditori, e che cosa gli può promettere oggi in termini di aiutare questa realtà a crescere ulteriormente? Ma guardi, io non sono qui per fare promesse, noi abbiamo un programma di governo che è chiaro e loro conoscono, loro sono eccezionali perché io non guardo solo i dati, ma vedo anche, è una cosa della quale immagino anche per pudore, per rispetto non se ne parla mai in queste assemblee, il ruolo sociale che hanno queste imprese, che sono sempre presenti nel territorio, aiutano quelli che sono in difficoltà, e questo io lo posso dire questo, quindi assolutamente non vengo a fare richieste. Dico che andiamo avanti con il nostro progetto di infrastrutture, Intel è una delle partite, completiamo quello che era un cadavere eccellente quando l'ho ereditato io, che era la Pedemontana Veneta. Posso annunciare che nel 2023 sarà totalmente completata, addirittura per fine anno
quindi il prossimo dicembre avremo l'innesto sulla 27 e poi nel 2023 l'innesto sulla 4, quindi sono 94 km e mezzo di infrastruttura, la più grande in Italia oggi in cantiere, 2 miliardi e 258 milioni di euro. La portualità, la grande operazione che porta avanti Enrico Marchi con gli aeroporti e questa idea, perché poi bisogna sempre avere la genetica, no? E il pensiero veneto, mettere l'aggregazione, no? L'aggregazione del tema della portualità, gli aeroporti e poi il progetto sul quale sto lavorando, ormai lo si sa, la holding autostradale del nord-est. Abbiamo modificato la legge un paio d'anni fa, abbiamo una concessionaria che è CAV, ci saranno delle concessioni in scadenza e noi abbiamo molte ambizioni, fare in modo di essere la prima concessionaria pubblica d'Italia. Seguiremo anche questo progetto. Grazie ancora Luca Grazie. Zaia, Buona Presidente serata. della Regione Veneto. Da alcuni anni va emergendo il nuovo triangolo industriale italiano, una vasta piattaforma geoeconomica che abbraccia 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il vertice orientale di questo triangolo non è costituito da una singola città, come Milano o Bologna, bensì da 4 capoluoghi, Venezia, Padova, Rovigo e Treviso, che nel loro insieme configurano un'originale rete di città, il baricentro europeo di un quadrilatero formato da Milano, Monaco di Baviera, Lubiana e Bologna. Confindustria Veneto Est nasce per contribuire a sviluppare le potenzialità espresse da questa realtà territoriale che eccelle nell'industria, nel terziario innovativo, nell'agricoltura e nel turismo. La sua vision associativa è una città di città, capace di garantire nel tempo non solo economie di scala e specializzazione, ad esempio nei servizi pubblici, ma anche una capacità di relazione con la regione del Veneto, con le città metropolitane di Bologna e Milano, con il governo e con l'Unione Europea. La mission di Confindustria Veneto Est è contribuire a dare forma a un'area metropolitana che guarda a nord, a est e attraverso i collegamenti marittimi all'estremo oriente. Allora chiamiamo qui sul palco i primi cittadini delle città che fanno parte di questo triangolo. Chiamo il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il sindaco di Treviso, Mario Conte, il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, e il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi. Buonasera, benvenuti. Prego, accomodatevi. Allora, insomma, sono tante le riflessioni, gli spunti che sono arrivati da questa serata. Al di là delle riflessioni sull'iniziativa, questa iniziativa che punta a costruire uno spazio metropolitano come rete di città chiama in causa e sfida anche le istituzioni locali a scelte di condivisione e coordinamento delle politiche di territorio, sulle infrastrutture e sulle organizzazioni di mobilità. Ecco, la domanda è, abbiamo un problema col microfono, io posso alzare la voce, non so se mi sentiate, spero di sì, come intendete rispondere a questa chiamata, in che termini stanno venendo? Grazie, proviamo con questo, ecco abbiamo risolto il problema. Come possono fare i comuni per essere loro stessi protagonisti di questo percorso di crescita? Inizio dal padrone di casa, il vice sindaco Michalizzi. Grazie. Intanto buonasera a tutti e non posso che ringraziare Confindustria per aver scelto tra l'altro questo luogo, il centro congressi di Padova, che è di nuova realizzazione, una presenza importantissima nel nostro territorio, che forse anche introduce il tema di cui stiamo parlando, cioè come i territori, come i comuni, anche il governo degli enti locali, insomma, può compartecipare allo sviluppo. Questa presenza, siamo sfortunati. La presenza di questo centro congressi è sicuramente una presenza importante che poi genera, come dire, rapporti, eventi, attrattività di un territorio. Grazie anche. Proviamo a fare Facciamo cambio. il cambio. È il bello della diretta, si direbbe in TV, ma insomma anche qua sta bene. Dobbiamo arrangiarci in ogni occasione.
E grazie anche per aver, come dire, dato valore alla presenza e al ruolo dei sindaci. Noi siamo continuamente alle prese con diciamo, le esigenze e le richieste più minute che quotidianamente, ogni giorno, il nostro territorio, anche il mondo del lavoro, il mondo industriale ci fa. E quindi veniamo alle cose che si possono fare. Anzitutto fare rete. Oggi Confindustria ce lo insegna benissimo, pensando in grande e mettendosi in una posizione che guarda a dove il futuro porta la nostra comunità, quella di un territorio. Ho appena alloggiato al centro congressi e abbiamo problemi di microfono, questa è proprio veramente una cosa che può succedere, è fatto apposta perché è successo soltanto ora. Però continua come... Allora proviamo di nuovo il cambio. Ci scuserete. Dicevo fare rete. E qui fa gioco anche le cose che diceva prima benissimo anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cioè il rapporto fra la comunità, la politica e i corpi intermedi. Noi qui abbiamo un rapporto molto importante con Confindustria, che è un soggetto attivo, vivo del territorio, che, come dire, ci guida anche nel compiere insieme alcune scelte. Voglio ringraziare Leopoldo Destro per il rapporto sempre propositivo che ha con la città e gli organismi di governo. L'attrattività di una città sta nel valore delle proprie infrastrutture, e quindi come un territorio risponde alle esigenze di movimento all'interno di un ambito strategico, e quindi su questo è importante che i comuni possano avere un ruolo centrale, perché sono i primi recettori di quelli che sono, come dire, le esigenze più immediate. Siamo anche il punto di caduta di tanti finanziamenti PNRR che oggi ci consentono anche la possibilità di concretizzare alcune opere. Ed ecco che stiamo lavorando bene con la Regione Veneto, la vicepresidente De Berti, perché alcune opere, per esempio come il nuovo polo ospedaliero, rispondano anche alle esigenze di collegare meglio il nostro territorio con la parte nord, il territorio nord che sta sopra Padova, ma localmente ci stiamo attrezzando per potenziare il nostro servizio di trasporto pubblico locale. I collegamenti, i servizi di una città diventano uno strumento essenziale per insediare qui nuova impresa. Un territorio ben servito è un territorio, diciamo, che facilita questo innesco. L'altro elemento fondamentale è il rapporto con la nostra università. Noi abbiamo la fortuna e il pregio come città di Padova di avere una delle università più importanti al mondo. È per noi un'opportunità straordinaria di attirare giovani competenti, giovani di talento da tutto il mondo, e noi abbiamo il compito di fare in modo che questi giovani restino nel nostro territorio, perché trovano una città che ha i comfort, come dire, per gli elementi di qualità per poter diciamo far sì che tanti decidano di stabilire qui la propria vita, ma anche la propria impresa. E quindi oggi ragionare, come dire, di questo rapporto che si allarga sicuramente dà maggiori chance per un territorio che è capace di attrarre, ma che deve lavorare ancora per poter mantenere. E non c'è solo l'università, tanti centri di ricerca nel nostro territorio che sono, come dire, importanti e che danno sicuramente spinta in questa direzione. Ecco, grazie. Ha sottolineato la necessità di lavorare in maniera coesa. Peraltro l'azione dei comuni è determinante per creare sviluppo e successo economico. Non lo dico soltanto io, lo dice anche l'Unione Europea. Ripasso la domanda al sindaco di Rovigo, Edoardo Caffeo. Buonasera anche da parte mia, e soprattutto congratulazioni per questa straordinaria iniziativa che è sicuramente in grado di aumentare il valore aggiunto dell'intero territorio e dell'intera nazione. Quindi è un'operazione che ha una valenza per il territorio, ma anche una valenza per l'intero paese.
Io mi aggancio alle cose che diceva Andrea in questo momento. Noi abbiamo bisogno di fare rete nell'ambito di una collaborazione, nella consapevolezza che i nodi di questa rete devono avere necessariamente delle specificità, che esiste anche una gerarchia dei luoghi. Io rappresento la città più piccola delle 4 che sono rappresentate su questo palco e dobbiamo essere consapevoli che non tutti sono in grado di fare tutti le stesse cose, quindi è necessario che ci sia anche una specializzazione sul territorio. Questa è una grande sfida perché contemporaneamente dobbiamo essere in grado di mantenere i nostri territori, abbiamo un solito problema di microfono ma adesso passa, tutti i territori costantemente attrattivi. Proviamo con questo. Grazie. No, non è... Dunque, abbiamo altri... Ecco, ha ripreso a funzionare questo e ci riproviamo. Scusate, sono inconvenienti che possono capitare. Ci riprovo. Stavo dicendo, abbiamo la necessità di mantenere tutti i nostri territori attrattivi, ognuno delle sue specificità. Per farlo abbiamo bisogno di fare investimenti importanti non solo in collaborazione con il tessuto produttivo, perché una delle principali responsabilità che ha un sindaco, che ha un'amministrazione comunale, è quella della gestione del territorio. Allora io la fermo, proviamo col suo microfono, mi scusi ma adesso sta dando più problemi di quanto non facesse prima, arriva anche un terzo microfono a supporto che teniamo da parte, grazie. La principale leva che noi abbiamo a disposizione come amministrazione comunale è sicuramente quella della gestione del territorio. Allora su questo dobbiamo ragionare insieme, sapendo che il tutto deve essere improntato al principio della sostenibilità. Su questo siamo avviati con Regione del Veneto su un percorso importante che ci porterà al 2050 con delle sfide che devono essere raccolte da parte di tutti i territori, ma al tempo stesso dobbiamo rendere le nostre città attraenti e anche qui mi riaggancio a una cosa che diceva Andrea, noi non credo che dobbiamo mettere in contrapposizione tra di loro la consapevolezza di essere primi della classe, con da un lato la necessità di invocare con forza una politica economica, una politica industriale che sia in grado di difendere gli interessi, quindi essere legittimi portatori di interessi, ma che al tempo stesso consenta l'apertura. Io credo che la grande sfida che noi abbiamo come città e come territorio sia quello di riconoscere che il nostro problema non è tanto e solo la fuga dei cervelli, cioè i nostri giovani che vanno all'estero. In questo non c'è assolutamente nulla di male, se è un percorso di scelta consapevole da parte dei migliori talenti, ma dobbiamo al tempo stesso essere in grado di dare loro un'opportunità, se lo desiderano, di costruire percorsi all'interno del luogo in cui loro sono nati e cresciuti, ma soprattutto anche di diventare attrattivi per chi in questo momento si trova al di fuori dei nostri territori e può finalmente cominciare a vedere le nostre 4 province del Veneto come un luogo interessante dove costruire i propri percorsi di vita. Credo che questa sia la grande sfida che tutti insieme, mondo industriale, mondo produttivo e economico in generale, mondo della politica, sia a livello nazionale che regionale, ma soprattutto a livello locale, abbiamo tutti insieme. Ecco, prima di passare la domanda, Michalizzi mi ha risposto una riflessione velocissima sulla costituzione di Confindustria Veneto Est, la chiedo anche a lei. Beh, è un'opportunità straordinaria, le economie di agglomerazione esistono e quindi essere in grado di mettere insieme territori che hanno ognuno una propria specificità, come dicevo prima, riconoscendo che questo costituisce quel valore aggiunto che consente di creare un fermento, secondo me è assolutamente fondamentale. Abbiamo bisogno di crescere tutti insieme e questa è un'occasione straordinaria perché consente sicuramente di dare agli associati una gamma di servizi che prima altrimenti non era possibile avere, ma dà una prospettiva soprattutto. Abbiamo delle sfide molto importanti che toccano i nostri territori. Prima è stato citato anche il tema della ZLS che già in questo momento interessa più province, ma il tema dell'innovazione tecnologica con la presenza universitaria di 2 importanti università all'interno di questo territorio che sono l'Università di Padova e i poli universitari di Venezia, UAV e tutto quello che si muove nel mondo della ricerca sono assolutamente fondamentali. Sono fondamentali sia per chi lavora all'interno del mondo dell'università e della ricerca sia per chi deve fare del trasferimento tecnologico un vantaggio aggiunto per essere in grado di competere sui mercati internazionali. L'operazione di oggi è fondamentale e assolutamente straordinaria.
Il pensiero, salto un momento Brugnaro, non seguo la fila, non me ne voglia, vado dal sindaco di Treviso Mario Conte, perché poi voglio chiudere con il presidente dell'area metropolitana. Ecco, una sfida che raccoglie anche il vostro comune, come? Assolutamente, buonasera a tutti intanto e grazie al presidente Marinese, al presidente Destro per questa opportunità che date al territorio intero, compreso ovviamente la città di Treviso. Questo è un cambio culturale che ci deve vedere tutti protagonisti. Noi ci sediamo a questo tavolo con la volontà di contribuire alla crescita di questo progetto e non certo per fare l'anello debole della catena, nel senso che molte volte si guarda i comuni come i responsabili della burocrazia. Certo non siamo noi a voler istituire tutti quei processi di verifica, ma è uno Stato che deve cominciare a snellire le procedure e noi siamo ben lieti poi di agevolare quello che è uno sviluppo economico, industriale del nostro territorio. Io credo talmente tanto in questo progetto che saprete nel mio piccolo ho cercato di creare la grande Treviso, dove Treviso si è messa a capofila di 21 comuni perché credo nelle aggregazioni, credo che le sfide che siamo chiamati a giocare e vincere del futuro dalla sostenibilità ambientale al PNRR ci obblighi a dialogare insieme, a far rete, a far squadra, e se il nostro obiettivo è quello di diventare attrattivi a livello europeo, più grandi siamo, più forti siamo, più caratteristiche positive abbiamo. E anche il microfono di Treviso. No, sta andando. Ho detto, il microfono di Treviso è l'unico che funziona, invece giusto per i campanilismi. Però più grandi e più competitivi e più rappresentativi siamo del territorio e più sono le opportunità che a livello europeo riusciremo a portare a casa. Ricordo che quando un sindaco dice portare a casa delle sfide significa far atterrare delle risorse del territorio e automaticamente significa continuare ad alzare l'asticella della qualità di vita per le nostre comunità, per i nostri cittadini. Io credo che il vero cambio culturale non sia più parlare di territori con dei confini comunali, ma parlare di comunità, di area vasta, e quindi se i colleghi sono d'accordo manca il tavolino per la firma, però se queste 3-4 città cominciassero a dialogare insieme attivamente anche per politiche comunitarie, quindi progetti europei piuttosto che politiche ambientali e anche politiche urbanistiche, credo che sarebbe davvero un grande salto di qualità anche per la politica. Conte ha praticamente anticipato una mia domanda, perché quindi, come dire, il processo di integrazione è valido nel campo dell'impresa ma anche nel campo dell'amministrazione, no? Assolutamente, guarda, io non posso parlare di basket, se no salta subito l'accordo, perché sapete che Treviso e Venezia sono molto rivali, anche se loro in questo momento sono un po' più forti di Treviso. Però usciamo dal basket e entriamo invece... Questa è sportività. Esatto, ma per parlare di estrema sportività io parlerei di rugby, perché questo quadrato di città rappresenta davvero il mondo sportivo del rugby, che ha dei valori importantissimi e ce l'ha dimostrato la nostra nazionale contro l'Australia, dove se la mischia e la squadra spinge tutta nella stessa direzione. Ricordo che nel rugby bisogna sempre passare la palla a chi sta un passo più indietro e tutta la squadra va in meta insieme. E credo che con questi valori, con questo spirito, noi potremo davvero scrivere il futuro insieme a Confindustria Veneto Est delle nostre comunità. Quindi Treviso se posso aggiungere, è pronta a firmare un patto sportivo adesso il Rovigo. Esatto, c'è un unico sport dove è previsto espressamente che una fase di gioco si chiami sostegno, e questo è il rugby, e credo sia fondamentale. Quindi siamo pronti a sostenere ovviamente Confindustria Veneto Est, ma soprattutto siamo pronti a fare una grande meta straordinaria. Ricordo che andare in meta significa vincere, e vincere significa portare dei grandi benefici agli imprenditori e ai loro dipendenti, alle nostre comunità. Quindi grazie per questo matrimonio. Tra l'altro io ho esordito da sindaco con il primo matrimonio tra Treviso e Padova, arrivo verso la fine del mandato, sperando che non sia proprio l'ultimo, con questo grande matrimonio delle 4 città. Grazie Sindaco Conte. Allora arrivo anche dal
sindaco di Venezia, che peraltro è stato presidente di Confindustria Venezia e già allora caldeggiava, mi pare dal 2009 al 2013, caldeggiava la riunione fra Venezia e Rovigo. Ovviamente le chiedo le riflessioni sulla giornata, le chiedo cosa può fare il Comune e poi anche come dire, se raccoglie come dire, l'invito lanciato da Conte sull'aggregazione insomma, di area vasta. Beh, intanto saluto tutti e devo dire che per me è una grande giornata. Sono veramente felice. Voglio ringraziare Vincenzo Marinesi e Leopoldo Destro, chiaramente a nome di tutte le 4 organizzazioni confindustriali, perché danno un esempio alla politica, un esempio di aggregazione, un esempio di generosità, un esempio di organizzazione. Per cui sarà che mi sembra di essere in famiglia e abbiamo seguito queste vicende da tanti anni con tante discussioni, perché in Confindustria si discute ed è una bella cosa, perché la democrazia è molto trasparente, si sanno le posizioni, le difficoltà. E questo è stato un percorso davvero complesso, però un percorso che arriva davvero a un grande esempio di organizzazione. E io ho sempre pensato che dovevano farcela gli imprenditori perché la politica non ce la fa. E allora noi dobbiamo prendere esempio da loro e costruire questo raccordo tra città. Esiste già una città metropolitana, volendo andare in semplificare, e noi nello statuto, ho chiesto io quando abbiamo fatto lo statuto, che può essere allargata alle altre città che ritengono di voler entrare. Io sento il Presidente Zaia, adesso è uscito, no? Mi sarebbe piaciuto e comunque voglio sottolineare questo aspetto del federalismo e dell'autonomia. Io non credo che sia federalismo e autonomia soltanto per la regione, ma deve avere una caduta sui comuni e sulle città. Per cui vorrei capire se la città metropolitana, appunto, noi la chiamiamo di Venezia, io Confindustria l'avevo chiamata Confindustria Venezia Metropolitana, ma perché siamo veneziani tutti quanti, al di là delle sfide e delle contrapposizioni. La Serenissima era la Repubblica, la prima Repubblica libera che c'è stata in Europa, una Repubblica, ed erano tutti i nostri antenati, che ha riconosciuto per prima la Costituzione degli Stati Uniti, dove a Venezia soltanto i simboli, ma dove tutto il Veneto lavorava, tant'è che era stato del mare e stato del terra. Quando noi abbiamo parlato, sono anni che parliamo del bacino idrico, cioè quello che succede in montagna, qui manca Belluno che dovrebbe essere aggiunta assolutamente e Vicenza se vorrà. Verona è una questione a parte perché è legata al bacino del lago di Garda. Verona io la vedo sicuramente una città, un ambito metropolitano, lo vedo assieme a Mantova, a Brescia, a Trento, con grandi difficoltà. Ci sono anche 3 regioni divise perché a quel tempo sono riusciti a dividere il lago di Garda addirittura in 4 parti. Però qui diamo un esempio, qui abbiamo porto, aeroporto, università, medicina, abbiamo veramente tutto, i mari, i monti, una grande industria turistica. Cioè io credo davvero che oggi si segna una pagina storica per il nostro paese. Speriamo che assieme riusciamo anche a far ricadere l'autonomia che noi sosteniamo ovviamente assieme al Presidente Zaia con grande convinzione, un'autonomia, parlando del nostro territorio, che ricada sulle città, che ci dicano non soltanto quello che la Regione deciderà di darci, ma che dialoghi, magari prendendo a giudici proprio gli imprenditori, proprio le persone che lavorano, il mondo del lavoro, che non è ovviamente solo la Confindustria, perché quando parliamo di industrie, parliamo di fabbriche, parliamo di aziende, parliamo di tutto il complesso, perché questa cosa va ricordata, c'è l'imprenditore che è proprietario, che rischia, però sa benissimo che la sua fortuna avviene attraverso tutti i suoi collaboratori, a tutti i suoi lavoratori, ai suoi patrimoni familiari ma anche personali, di amicizie. È questo il successo di un'impresa e qui in Veneto lo testimoniamo con grande efficacia partendo dalla storia, perché qui si è inventato il capitale di rischio, qui si è inventato il nome impresa, nella storia mondiale, non neanche locale. L'integrazione, noi la sappiamo fare, l'integrazione, noi abbiamo bisogno degli operai, dobbiamo soltanto anche decidere però che la sicurezza, il decoro non è una cosa che ci inventiamo, il rispetto tra persone deve essere fondamentale perché ci sia benessere e ricchezza. La tutela di più deboli non è soltanto di quelli che uno dice sono sotto l'ISEE, no, tutti sono deboli nel momento in cui una donna va a correre per i campi e magari rischia di essere violentata. Noi abbiamo bisogno che le imprese sentano la vicinanza dello Stato. Io su questo, e finisco, ringrazio le forze dell'ordine che sono qua, i prefetti, le questure, i carabinieri, la Guardia di Finanza, tutti gli organi, ma anche tanti volontari che partecipano assieme ai sindaci alla gestione del territorio, perché l'impresa funziona se il territorio la accoglie e questo territorio dice grazie a questi imprenditori. Grazie. Mi sembra di poter chiudere così nel modo migliore, ringraziando davvero i sindaci per il loro intervento. Abbiamo raccolto evidentemente il loro sostegno per questo nuovo inizio, questa nuova tappa. Grazie davvero ai sindaci Luigi Brugnaro, Mario Conte, Edoardo Gaffeo, al vice sindaco Andrea Michalizzi. Grazie a voi. Grazie.
E allora, oltre alla nascita di Confindustria Veneto Est, addirittura un patto tra i sindaci. I buoni esempi sono contagiosi, è quello che sta succedendo questo pomeriggio. Abbiamo sentito la voce delle imprese, abbiamo sentito il governo nazionale, il presidente della regione, i sindaci delle città coinvolte, ma sapete che nell'equazione della crescita economica un ruolo fondamentale lo ha e lo avrà ancora di più la banca, il sistema bancario, il sistema del credito, un sano rapporto tra banca e imprese. Allora, in questa assemblea abbiamo il piacere di avere in collegamento da Milano Carlo Messina, che è consigliere delegato e CEO di Intesa San Paolo. Ben arrivato, dottor Messina. Grazie, grazie a voi. Eccoci, questo è l'applauso da Padova per lei, dottor Messina. Innanzitutto stiamo chiudendo un anno che ha sorpreso positivamente per i risultati dell'economia italiana, ma lo stiamo chiudendo in una fase un po' di rallentamento per diversi fattori. Le vorrei chiedere come vedete voi ad Intesa anche il 2023 e come vedete anche le opportunità e anche il rapporto banca-impresa guardando avanti. Allora, mi permetta di fare però i complimenti veramente a questo territorio incredibile che è il Veneto e la forza che hanno gli imprenditori sul territorio che è completamente orientato all'export e che rappresenta il volano della crescita del nostro paese e indubbiamente quello che stanno facendo in questo contesto delle diverse confindustrie, mettendo insieme Venezia, Padova, Treviso e Rovigo, è un qualcosa di straordinario, deve essere anche un esempio di come dobbiamo fare le cose nel nostro paese e quello che sappiamo fare quando decidiamo di metterci insieme e di superare i diversi localismi per puntare ad un obiettivo più forte e che possa rappresentare un punto di riferimento in tutto il sistema. Il fatto di aver creato un sistema che secondo solo a quello di Assolombarda credo che sia veramente una roba straordinaria e che vede e vedrà sempre l'appoggio della nostra banca su questo territorio, in particolare per tutti gli interlocutori che sono presenti in questo ambito. Mi permetta di parlare a questo punto di come noi vediamo la fine del 2022 prima di parlare del 2023, perché devo dire che noi che abbiamo un test unico sulle dinamiche dell'economia reale dell'Italia, vedendo sui nostri conti correnti le dinamiche delle famiglie e delle imprese, avevamo già individuato che il 2022 avrebbe avuto un ritmo di crescita superiore rispetto a quello che alcuni mesi fa veniva preventivato dai principali centri studi. Così come riteniamo che anche la fine del 2022, pur ovviamente in un forte rallentamento, possa portare l'Italia ad entrare nel 2023 con un ritmo che, se si tradurrà in una recessione, sarà concentrata nei primi 2 trimestri del 2023 per poi avere un forte rimbalzo a partire dalla seconda parte del 2023 ed è per questo che noi in tutte le valutazioni che stiamo facendo e anche nell'impostazione che stiamo dando alla strategia della banca stiamo guardando già al 2024, cioè al momento in cui il 2023, che sicuramente vedrà un rallentamento della crescita, ma porterà poi ad un forte rimbalzo nel 2024. Questo riguarderà sia l'Europa che l'Italia, dove in tutto il mondo in realtà il rallentamento nel 2023 sarà molto inferiore rispetto alle previsioni. Oggi il mondo cresce al 3% e crescerà al 2% nel corso del 2023. L'Europa, che ha avuto una gestione della crisi e delle modalità di approvvigionamento energetico veramente, devo dire, criticabile nel contesto di come in Europa non si sia riusciti a mettersi d'accordo per poter gestire queste tematiche in una logica unitaria, ma nonostante questo il rallentamento che si determinerà nel 2023 vedrà poi un forte rimbalzo nel 2024. L'Italia sarà partecipe e protagonista di questo rimbalzo nel 2024, per cui agli imprenditori presenti in sala, che sono la forza del nostro Paese, perché il nostro Paese ha 2 punti di forza assoluti, uno è il risparmio delle famiglie e l'altro sono le imprese, gli imprenditori e tutte quelle eroiche imprese che nel periodo del Covid e adesso stanno sostenendo la crescita del nostro Paese, stanno dando lavoro agli italiani e alle persone che oggi hanno bisogno di avere un sostentamento e un lavoro. In questa logica io quello che posso dirvi è che
cercate di guardare alla prospettiva 2024, perché il 2023 è un anno transitorio, un anno in cui non finisce il percorso di recupero del nostro paese. Noi dobbiamo immaginare che avremo alcuni mesi di rallentamento, ma non interrompete i processi di investimento, non interrompete la visione di voler contribuire alla crescita di questo paese, e noi da questo punto di vista vi saremo vicini in tutto il percorso di approvvigionamento del credito. Abbiamo deciso di continuare a mantenere 400 miliardi di euro di supporto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e su questo vogliamo confermare questo impegno per il nostro paese, quindi raddoppiando le cifre che giungono a disposizione dell'Europa. Lo faremo in tutti i territori, ma lo faremo in particolare in questo territorio, perché questo è un territorio che in filiera con la Germania e con altri paesi che rappresentano fonti di export per il nostro paese rappresenta realmente un punto di forza, e credo che riuscire ad investire qui e a sostenere le imprese che sono su questo territorio rappresenti anche una modalità per sostenere tutta la crescita in Italia. Quindi, per tornare al suo punto e alla sua domanda, noi vediamo un 2023 in rallentamento, probabilmente con un paio di trimestri di recessione, ma poi un rimbalzo nel corso della seconda parte del 2023. Ma ricordatevi, credo che la crescita 2024 possa posizionarsi più vicino al 2% del PIL, e quindi in una logica di medio periodo guardiamo al 2024. Non ci fermiamo al 2023, perché credo che sia importante per ognuno di noi avere la prospettiva di medio-lungo termine. È importante questo della prospettiva, guardare anche oltre il 2023, l'inizio che sicuramente sconterà le difficoltà anche di questo momento. Le faccio soltanto un'altra domanda, perché è importante che voi siate in condizione oggi come banca, ma anche il sistema bancario italiano, di garantire l'appoggio al sistema produttivo, quindi la garanzia del credito. Le chiedo a quali condizioni, perché oggi Christine Lagarde, il capo della Banca Centrale Europea, ha detto l'inflazione non ha ancora toccato il picco, tradotto significa BCE continuerà a alzare i tassi di interesse. Centro Studi Confindustria pochi giorni fa ha detto le imprese iniziano a sentire il peso di questo costo che si sta trasferendo sui tassi che pagano. Dove possono arrivare i tassi da questo punto di vista, e quanta liquidità c'è oggi nel sistema, perché BCE sembra intenzionata a tirare un po' il freno anche da questo punto di vista? Sì, io credo che il percorso di crescita dei tassi di interesse continuerà, ma continuerà ad un ritmo ridotto. Cioè oggi hanno già completato, credo, i 2/3 del percorso di crescita dei tassi di interesse, hanno aumentato di circa 200 basis points. Io mi aspetto che possa esserci un altro punto di crescita dei tassi di interessi, e poi dovrebbero aver concluso il percorso di riallineamento. D'altra parte devo anche dirvi che un'economia che si basa su tassi negativi è un'economia che non ha dei punti di equilibrio corretti, e quindi stiamo tornando ad un mondo che ha un percorso di normalità nell'andamento dei tassi di interesse. Oltre il livello dei 3 punti percentuali di crescita, credo che sia da interrogarsi se la politica monetaria stia facendo correttamente il suo lavoro. Cioè, fino al livello di un altro punto percentuale credo che possa essere compatibile con dei percorsi in cui il PIL continua a crescere, e nel 2024, lo ripeto, avremo un forte rimbalzo del PIL. Se dovessero essere superiori questi, credo che i meccanismi dovrebbero essere guardati con grande attenzione, però credo che di questo siano consapevoli in BCE. Non c'è dubbio che questa logica della correlazione fra l'andamento dell'inflazione e i tassi di interesse è un qualcosa di non facile da gestire. Probabilmente dovevano partire in anticipo. Io credo che si sia passato troppo tempo senza muovere la leva dei tassi di interesse, e questo sta portando a cercare di rincorrere l'andamento dell'inflazione. Però la mia visione è che con un completamento ulteriore di un altro punto percentuale dovrebbero aver completato. Questo indubbiamente impatterà in termini di costo delle risorse finanziarie per le imprese, per le aziende. Noi cercheremo di fare di tutto perché questo sia mitigato anche dalla forza della banca, e quindi cercando il più possibile di non far pesare integralmente il rialzo dei tassi di interesse sui cash flow delle aziende, in particolare in un anno dove è necessario che continui la spinta per gli investimenti. Però sono anche convinto che la liquidità nel sistema ci sia, cioè il drenaggio di liquidità della BCE è un drenaggio
che credo potrebbe avere ripercussioni superiori sui titoli di Stato piuttosto che sulle risorse finanziarie da destinare alle imprese. Il sistema bancario italiano credo che ha la potenzialità per poter supportare le imprese e in ogni caso Intesa Sanpaolo non ha nessuna preclusione al finanziamento delle aziende e ha liquidità e capitale da poter allocare nel finanziamento e nel sostegno della crescita delle imprese del nostro Paese, in particolare di questo territorio che ci vede con una quota di mercato di leadership assolute che vogliamo continuare a mantenere e vogliamo continuare ad investire. Perché, lo ripeto, il tessuto imprenditoriale di questo Paese è di questo territorio, è un vero orgoglio per l'Italia e noi siamo veramente vicini a tutte le aziende di questo territorio. Grazie ancora a Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo. Grazie. Speriamo che la BCE non faccia altri errori dopo quelli che ha ammesso, perché gli errori di politica monetaria si rischia di pagarli cari. Grazie Andrea, e sono davvero tanti gli argomenti ormai dei quali abbiamo parlato fino a qui, a partire dal motivo che ci ha portato a vivere questa giornata, le sfide che devono affrontare il Veneto e il Paese, alla necessità di fare squadra per crescere insieme. Sfide delle quali ha parlato spesso recentemente il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che invito qui sul palco per le conclusioni finali di una giornata che ho detto prima, ribadisco adesso, è sicuramente una giornata storica per il Veneto, per i territori coinvolti in questo progetto, ma per quello che questa realtà rappresenta per il Paese. Grazie Presidente, a lei la parola. Caro Leopoldo, caro Vincenzo, care colleghe, colleghi, autorità, gentili ospiti tutti, per me è un piacere essere qui oggi con voi per questo battesimo di questa fusione che a partire dal 1° di gennaio dell'anno prossimo darà vita alla seconda territoriale più importante del nostro sistema di rappresentanza. E quindi esprimo una grande soddisfazione e ringrazio di cuore Leopoldo e Vincenzo che dopo anni di lavoro congiunto hanno completato questo processo di integrazione delle due associazioni in Confindustria Veneto Est, assumendo come dimensione l'area metropolitana vasta di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo. Sono sinergie quelle delle aree vaste che da anni Confindustria sostiene, perché sono coerenti con la trasformazione dei nostri territori e del modo di lavorare delle nostre industrie. E ringrazio il Presidente Giorgia Meloni per essersi collegata. Ho già pubblicamente detto che il tratto distintivo del Presidente del Consiglio è l'essere coerente e mantenere la parola. Quindi sono certo che quando afferma che vuole confrontarsi con noi, con i corpi intermedi, in particolare con Confindustria, nel merito della strategia di politica industriale del Paese, organizzerà a breve un incontro per un confronto approfondito al riguardo. Ho voluto comunque sempre esprimerle fin da subito le nostre riflessioni in merito a quelli che sono stati i primi provvedimenti assunti dal Governo. Positivo abbiamo ritenuto mettere tutte le risorse disponibili sul caro energia per imprese e famiglie. Ricordo che la bolletta energetica per il sistema industriale era, prima delle crisi di shock che abbiamo subito nel 2019, pari a 8 miliardi. Quest'anno è stimata in 110 miliardi. Questo dà l'idea dell'impatto che hanno dovuto sopportare le nostre imprese. E com'è che l'hanno sopportato? L'hanno sopportato grazie a una serie di interventi del precedente governo Draghi, che ha potuto usufruire di un extragettito fiscale dato dal rimbalzo del PIL del 2021 e di quest'anno. Ricordo nel 2021 abbiamo rimbalzato quasi il 7% e quest'anno si stima intorno al 4%. Questo ha consentito di avere quei 60 miliardi aggiuntivi per tamponare quello che è stato il caro bollette. Cosa succederà nel 2023? L'ha accennato anche Carlo Messina. Tutti stimiamo che ci sarà un rallentamento. Nella NADEF presentata al governo si dice che l'anno prossimo l'Italia crescerà dello 0,6%. Alcuni osservatori internazionali, Fitch, Standard & Poor's, dicono invece che saremo in territorio negativo, in una forchetta tra il meno 0,1% e il meno 0,7%. Adesso stabilire quale sarà la realtà dell'anno prossimo è veramente difficile, è complicato. Credo che non è questione di essere ottimista o pessimista.
Nessuno di noi può dire cosa succederà veramente l'anno prossimo, perché le variabili in campo sono tante. Ma certo è che ci sarà un rallentamento e quindi non ci saranno a disposizione quelle risorse che ha potuto usufruire il governo precedente. Per questo noi abbiamo chiesto di mettere tutte le risorse disponibili sul caro energia. Quindi positivo è stato fatto, ma ricordiamoci che quei 21 miliardi sono a copertura del primo trimestre. Se dovesse malauguratamente proseguire la guerra in Ucraina o esserci condizioni di mancanza di quantità di gas, le cose potrebbero complicarsi. Positivo, l'ho accennato anche il Presidente Meloni, nel primo intervento, l'aiuti quater, il gas release, quindi aumentare la produzione nazionale di gas. Alla fine degli anni 90 l'Italia produceva circa 20 miliardi di metri cubi di gas. Il consumo annuale dell'Italia è di circa 75 miliardi di metri cubi, ma da 20 miliardi di produzione nazionale siamo scesi a poco più di 2 miliardi. E quindi è importante aumentare la produzione di gas nazionale per avere una quantità di gas a prezzo calmierato da poter fornire alle imprese e alle famiglie proprio per andare a mitigare gli effetti del caro bollette. Certo è che qualche cosa va risolto, perché non possiamo assistere a quanto sta succedendo a Piombino. In un momento in cui tutta l'Europa sta soffrendo per gli effetti del caro energia e l'Italia tra i paesi europei è quella che soffre di più per decenni di scelte scriteriate in politica energetica, che tutto sia bloccato per il colore di una nave dà l'idea di che cos'è la burocrazia in Italia. Ed è un conflitto che va risolto anche all'interno di chi oggi governa, perché il sindaco di quel comune che fa ricorso è dello stesso partito. E allora qui delle due l'una. O ci sono le scelte di politica strategica, industriale e di interesse nazionale del Paese, o non si fanno i ricorsi al TAR. Positivo l'aver tenuto sulla finanza pubblica un percorso di barra dritta, cioè non aver smarrito il cammino di discesa del debito pubblico italiano intrapreso dal governo Draghi. Quindi 3 delle 4 cose che noi chiedevamo le abbiamo viste. Ed è importante la discesa del debito pubblico italiano perché negli ultimi 11 anni il debito pubblico italiano è passato da 1.900 miliardi a quasi 2.800 miliardi. Cioè abbiamo aumentato il nostro debito pubblico di 900 miliardi. Abbiamo raddoppiato la spesa sociale, ma abbiamo raddoppiato il numero dei poveri in Italia. L'anno scorso 1 milione in più di italiani sono entrati in fascia di povertà. Oggi sono 5,6 milioni. 900 miliardi, raddoppio della spesa pubblica, raddoppio dei poveri. Segno evidente che qualcosa nelle politiche sociali non funziona. Ma la discesa del debito pubblico italiano è importante non per gli altri, ma è importante per noi. È importante per noi perché l'anno prossimo si dovrà discutere, anzi si sta già discutendo e l'anno prossimo entrerà in vigore, il nuovo patto di stabilità e crescita. Sicuramente non sarà quello precedente, ma al tavolo dove si discute l'Italia si deve sedere con la stessa possibilità di porre le sue idee che hanno gli altri paesi europei. E se noi ci poniamo in un percorso di discesa del pubblico italiano, abbiamo le carte in regola per poter affermare quelli che sono i nostri punti di vista. Un'Europa però, che dobbiamo dirlo, negli ultimi mesi sta dando un'immagine di fallimento. Ha fallito sulla politica energetica e ha fallito su quella che era la politica di condivisione e solidarietà. Perché non si può condividere le sanzioni e non essere solidali sugli effetti delle sanzioni. Non si può andare in una via e poi sceglierne un'altra. Ed è un'Europa che non ci piace, e faccio anche l'ultimo esempio, sul regolamento degli imballaggi. Innanzitutto perché si sceglie volutamente il regolamento e non la via di una direttiva, perché ci si vuole sottrarre al dibattito politico. Perché il commissario Timmermans, così facciamo anche nomi e cognomi, ha un'impostazione ideologica e va contro quello che era lo spirito delle transizioni della Comunità Europea, che erano quelli di neutralità tecnologica. L'importante era raggiungere l'obiettivo. Qui no, qui si introduce
il fatto che il riuso è la scelta europea contro il riciclo. Peccato che l'industria italiana sul riciclo ha investito da anni. È avanti. L'84% degli imballaggi oggi viene riciclato in Italia, pari a oltre 11 milioni di tonnellate. L'industria italiana è la seconda al mondo per il riciclo dei rifiuti industriali. Colpa nostra che non lo raccontiamo, ma noi siamo avanti sulla sostenibilità. E quindi quando l'Europa fa delle scelte di venir meno alla neutralità tecnologica, colpisce in maniera asimmetrica qualche industria. Cos'è che però è mancato in questi interventi del governo? È mancata una via chiara sul lavoro, una scelta precisa sul lavoro. Prima fra tutte il tema del cuneo fiscale. E lo ricordo, Confindustria è da anni che sta chiedendo un intervento shock, un intervento di 16 miliardi, 2/3 a favore dei dipendenti e 1/3 a favore delle imprese. E ricordo che il cuneo fiscale oggi lo paghiamo all'incontrario, cioè lo paghiamo 2/3 noi imprenditori e 1/3 i lavoratori. Ma è giusto in questo momento mettere in tasca a chi ha redditi bassi in Italia più soldi perché sente i morsi dell'inflazione e ha perso potere d'acquisto. Questo consentirebbe di mettere in tasca a questa fascia di italiani 1.200 euro in più, una mensilità in più, strutturale per tutta la loro vita lavorativa. Questo noi chiedevamo. E viene detto, non ci sono le risorse. Allora, io credo che un paese che spende oltre 1.000 miliardi, lo ribadisco, 1.000 miliardi di spesa pubblica annua, possa tranquillamente riconfigurare il 4-5% di questa spesa pubblica e trovare le risorse per fare questo intervento. Perché se noi nelle nostre imprese non fossimo in grado di riconfigurare il 4-5% del nostro conto economico, ci manderemo a casa da soli. Facciamo qualche esempio. 9.000 aziende partecipate pubbliche, 1/3 delle quali è in perdita, 1.200 delle quali ha più consiglieri di amministrazione che non dipendenti. O come ho letto recentemente, nonostante 230 deputati in meno alla Camera, i costi della Camera non cambiano. O come quando nella bozza di questa legge di bilancio si stanziano 800 milioni per un fondo per esigenze parlamentari. Ecco, ho fatto 3 esempi che danno la dimensione di come, se si vuole realmente con volontà politica affrontare il tema del cuneo fiscale, si possa fare. Perché guardate, è fondamentale che questo governo, in questo momento storico, in queste condizioni, affronti il tema del lavoro in maniera seria. Perché quando si parla di tema del lavoro, io vorrei un paese dove posso discutere del fatto che anche nei momenti in cui il paese va bene, noi non abbiamo più di 23 milioni di italiani che lavorano. Cioè solo il 37% della popolazione lavora in Italia. O come del fatto che noi abbiamo una partecipazione femminile al lavoro che è 10 punti sotto la media europea. O come abbiamo una folle burocrazia che ci obbliga a tutti noi, per ogni lavoratore dipendente, a dare un documento con 31 pagine. O come del fatto che non troviamo i profili adeguati per le nostre imprese. O del fatto che le tasse sul lavoro sono superiori a quelle sulle rendite finanziarie. Quel cuneo contributivo fiscale, il 46,5%. Siamo tra i paesi OCSE col costo del lavoro più alto. E guardate chi è stato con me il 12 settembre all'assemblea annuale di Confindustria da Papa Francesco. Si ricorda cosa ha detto il Papa? Ha detto una cosa: la miglior forma di ridistribuzione di ricchezza è creare posti di lavoro. Noi siamo in grado di farlo. Quello che chiediamo è: fatecelo fare. E allora è vero, capiamo benissimo, il governo di fronte al quadro ereditato, all'emergenza energetica, aveva o poteva avere difficoltà a fare i 5-6 punti di taglio di cuneo contributivo,
ma almeno avrebbe dovuto indicare un percorso, ma già scritto, non di legislatura. L'anno prossimo taglieremo 2 punti, quello dopo ne taglieremo 3. Se così fosse stato e si fosse messo tutto sul mitigare il caro bollette, noi l'avremmo capito. Però non ci torna. E siamo inflessibili a richiamare il governo alle sue responsabilità. Non ci torna, perché basta fare prepensionamenti per fini elettorali. Perché non è affatto vero che quota 102 porterebbe dal 1° gennaio a pensioni solo nel caso di 67 anni e 42 di contributi. Perché a parte che ricordo, e adesso lo dico provocatoriamente, ma chi è andato in pensione a 67 anni con la legge Fornero? Abbiamo fatto 9 interventi di clausole di salvaguardia. Abbiamo coperto anche esodati, che esodati non erano. Ed è una falsità che si andrebbe in pensione con 67 anni, perché rimangono in vigore i provvedimenti di regimi transitori del 2023-2024, resteranno in vigore i prepensionamenti per i contratti isopensione, per i contratti di espansione, le 27 possibilità per i lavori esauranti, l'APE social, l'opzione donna, i prepensionamenti a carico delle imprese previsti dai contratti e dai fondi di solidarietà per categorie come i bancari, i chimici, i farmaceutici. Risultato, quest'anno, 2022, si andrà in pensione con un'età media di 61,5 anni e non 67, come raccontano partiti e sindacati per consensi elettorali. E di più. E di più, i prepensionamenti minerebbero ancora di più il deficit previdenziale che a legislazione vigente, quindi ancora prima di questi interventi, porta il conto previdenziale al 16,5% del PIL. E non è neanche vero che per ogni prepensionato che va a casa si crea un posto di lavoro per un giovane. Perché ve lo ricordate quota 100? Quando ci dicevano che per ognuno che andava a casa se ne assumevano 4? Il risultato è stato 0,4, neanche l'effetto sostitutivo. E anche basta agli interventi bonus sull'IRPEF. Perché o facciamo un intervento serio, organico di riforma fiscale, e quindi vuol dire IRPEF, IRES, IRAP, perché non si può affrontare solo un pezzetto del tema. E ancora sul cuneo fiscale. Recentemente ho letto di un sindacalista che affermava, testuali parole, le imprese hanno già incassato incentivi a pioggia e che deve andare tutto ai lavoratori e alle famiglie. Allora, questo sindacalista molto probabilmente non si è accorto che nella legge di bilancio dell'anno scorso sono stati stanziati per misure espansive 7,2 miliardi pari al 17% per le imprese, 23,9 miliardi pari al 56,2% per le famiglie, 3,5 miliardi pari all'8,2% per interventi congiunti, 7,9 miliardi pari al 18,6% per investimenti pubblici, enti territoriali, sanità e altro. Non mi sembra che sia un intervento a pioggia a favore delle imprese, ma di più, si dice pronto a scendere in piazza e che il confronto con le imprese non ha senso e l'emergenza c'è solo per i lavoratori e le imprese hanno già avuto troppo. Allora non ha dato neanche un'occhiata alla bozza di bilancio di quest'anno, perché sennò avrebbe capito che in quel testo, che noi speriamo che cambi, non si prevede nessun rifinanziamento per la legge Sabatini, nessuna proroga del credito d'imposta per la formazione 4.0, nessuna modifica del dimezzamento del 2023 del credito d'imposta sugli investimenti beni strumentali 4.0, nessun fondo per il Made in Italy, nessun rafforzamento per l'IPCEI e non c'è neanche la proroga del credito d'imposta per gli investimenti al sud. Il tutto perché in quei 37 miliardi di intervento della manovra, 21 sono a deficit, ma gli altri 16 sono coperti per 6,5 miliardi da maggiori entrate, di cui oltre 4 a carico di noi imprese, e gli altri 9,5 miliardi da minore spese in cui rientrano tutte le mancate misure a sostegno delle imprese che ho elencato prima. Ecco, a pagare l'estensione dei regimi forfettari IRPEF e dei prepensionamenti siamo ancora noi imprese.
Noi dovremmo dire basta a tutto questo, ma no, noi non lo facciamo. Siamo persone serie che continuano a fare il loro lavoro, a ragionare e avanzare proposte, assumendoci in pieno la responsabilità di guardare innanzitutto all'interesse nazionale e alla massima convergenza possibile. Chi lavora per dividere l'Italia in una continua lotta quotidiana, corpo a corpo, non siamo noi, non è Confindustria. E l'altro tema, purtroppo, sul quale mi ritrovo a discutere quando si parla di lavoro, che è particolare in Italia perché quando si parla di lavoro si parla subito di pensioni, ma detto ciò, che è presente sui media, è la discussione di come trovare lavoro ai navigator. Ne sono rimasti meno di 1985, perché gli altri nel frattempo li hanno assunti. Quindi noi dobbiamo trovare un pubblico impiego, perché di questo si parla, a quelli che erano stati presi per trovare un lavoro a chi il lavoro non ce l'aveva. Sembra una barzelletta, ma è la realtà. Peccato che è una realtà, che è un fallimento, che pagano imprese e famiglie italiane. E non lo dice Confindustria, lo dice la Corte dei Conti. Nel 2020 e nel 2021 i posti di lavoro trovati dai navigator sono stati 583. Se li raddoppio per il 2022, diciamo che abbiamo trovato 1000 posti di lavoro, per una manovra che ci è costata 10 miliardi. Credo che alla metà tutti noi gli trovavamo un posto di lavoro. Guardate, io credo che noi dobbiamo affrontare le urgenze e le emergenze vere del Paese e non perderci in discussioni che ci distraggono da quelli che sono i temi fondamentali. Dobbiamo fare presto, ma dobbiamo fare bene. Ci servono provvedimenti tempestivi, ben mirati, ben scritti, ben spiegati. Quel che ci aspetta non è facile, nessuno degli ultimi anni lo è stato, lo sappiamo, l'abbiamo vissuto insieme. Ma quello che trovo nelle nostre territoriali e che anche oggi mi avete riconfermato è lo spirito degli imprenditori italiani. C'è una forza profonda che viene dalla nostra industria, che viene dalle vostre imprese, che viene da voi, una grande passione civile, anche oggi è stata testimoniata, ed è un valore a cui noi non rinunceremo mai. Certo, possiamo sbagliare come tutti, ma noi non ci arrendiamo mai. E la lunga storia alle nostre spalle per la difesa e lo sviluppo del lavoro, dell'industria, ci hanno insegnato due cose. E voglio ricordarle con un esempio proprio di uno dei più grandi figli che a Padova ha avuto nella storia italiana, uno dei più grandi visionari industriali che il Paese abbia mai visto all'opera, Vincenzo Stefano Breda, fondatore della società Veneta per imprese e opere pubbliche, creatore della Breda Elettromeccanica, nonché colui che riuscì a dare una svolta alla siderurgia italiana con la fondazione della società Acciai Terni. Breda, guardate, ha cambiato la storia dell'Italia, ma nel farlo ha pagato amari prezzi all'insensibilità, all'instabilità politica. Scriveva nel 1875, proprio in una comunicazione ai soci della società Veneta, unico faro a cui volgere sempre le nostre menti è non la scelta pregiudiziale di questa o quella parte politica, bensì la ricerca costante di chi mostri la più alta sensibilità e consapevolezza verso l'immane sfida della crescita del lavoro e dell'industria nella nostra Italia. Sicché dobbiamo restare insensibili a ogni lusinga che ci venga da chi promette progetti senza fatti concreti e conseguenti, in cambio solo di sostegni quando scade la Camera e si torna a elezioni. Noi non siamo qui per svolgere un ruolo di parte. Il nostro unico interesse è convincere chi governa alle idee migliori, perché l'Italia del lavoro e delle produzioni più avanzate non sia mai più ai margini del mondo. Questa è la prima grande lezione. Siamo e resteremo sempre insensibili alla politica e non ci schiereremo mai da nessuna parte. Noi siamo autonomi, agovernativi e apolitici. Noi saremo sempre nel merito. Noi siamo qui per fare altro.
Noi siamo qui per una grande alleanza pubblico-privata, come quella che Breda in tutta la sua vita cercò e mise in piedi, nel costante sforzo di capire alla politica e alle istituzioni cosa fosse meglio per l'Italia. Ecco, è l'unica cosa che ci interessa, non chi vince nelle urne. Anche perché c'è una seconda lezione che Breda purtroppo paga duramente. La politica cambia idea, i governi cambiano e mutano indirizzo. Scelte che richiedono costanza nel tempo vengono abbandonate a mezza strada o appena avviate. Pensate che per la realizzazione delle acciaierie Terni, alla fine degli anni del 1800, tra il 1894 e il 1900, furono realizzati immani investimenti. E questo richiese una serie di interventi sulla come ammortizzare quegli investimenti. Ma in capo a 2 anni la politica cambiò idea su quella che era il piano di ammortamenti che era stato riconosciuto da Terni Acciai a sostegno della sua crescita. È una lunga storia che finì con l'estromissione di Breda dalla Terne, ma nel settembre del 1896 Breda scriveva all'allora ministro delle Finanze Ascanio Branca: «Signor Ministro, è doloroso per me attirare l'attenzione del governo su ciò che sta avvenendo e sui rischi che si aprono per la Terni. Appena 18 mesi or sono si crearono le condizioni per l'avvio di un grande piano di finanziamento alla crescita di stabilimenti e produzioni che richiedono una vista lunga, di anni e anni, di lotta acerrima rispetto ai grandi concorrenti britannici, tedeschi e francesi, che decenni prima di noi hanno posto le basi per il loro successo. Mutare oggi sì profondamente le garanzie e il credito necessario e ridurre gli ammortamenti mina dalle fondamenta tutto ciò su cui sembrava essersi finalmente realizzato quel grande accordo senza del quale non si può svincere una sfida industriale così imponente. Non spetta a me giudicare che cosa il governo ritenga meglio. Io avverto solo il dovere di ammonire sulle conseguenze che per anni pagherà l'Italia, se non si è capaci di ragionare di industria guardando a orizzonti di decenni a venire. La storia finì amaramente. La politica finì per mettere le mani sulla Breda, sulla Terni, finirono entrambe nazionalizzate e poi dissipate dalla mano pubblica. Perché di Breda i governi diffidavano, volevano fedeltà e lui rispondeva che contavano solo le idee. Ecco, io sono sicuro che queste 2 grandi lezioni di questo grande industriale padovano continuano a vivere in voi e in tutti gli imprenditori italiani. Noi abbiamo solo una fedeltà, quella alla crescita sociale e economica dell'Italia. Grazie. Grazie al Presidente Carlo Bonomi, che invece, aspetti Presidente, insomma, un altro momento emozionante di questa serata. Il nostro destino dipende anche da noi, bisogna fare bene, bisogna fare presto, bisogna farlo tutti insieme. Quindi grazie davvero. E adesso noi vogliamo suggellare e chiudere questa serata con una stretta di mano fra i presidenti e intanto ringraziare tutti voi per la vostra presenza. Mi chiedono se potete passare qui avanti e insieme al Presidente Bonomi di Confindustria, esatto, per una foto, come dire, anche a ricordo della serata appena trascorsa. Io ringrazio il mio compagno di viaggio, il direttore di Classi NBC, Andrea Cabrini. La bravissima Roberta Floris del TG5. Ringrazio naturalmente tutti voi. Oggi è stata un'altra giornata importante di confronto che ha ribadito, se ce ne fosse ancora bisogno, la necessità di dialogo, incontro, la capacità di ascoltarsi per fare grande il nostro Paese. Allora in bocca al lupo a tutti voi, congratulazioni, in bocca al lupo a questa nuova realtà, al Veneto e alla nostra Italia. Grazie a tutti. Grazie, un applauso. Ciao Roberto, grazie mille. Grazie. Thank you.